parte anche questa mattina, si parte in velocità visto il tempo, abbiamo tante cose da fare, questa preoccupazione perché c'è un'emergenza incredibile e non siamo ancora una volta preparati. Ma bombe d'acqua, cosa si può fare? Sì, si può fare, se facesse un po' più di prevenzione tutto l'anno, a 360 gradi su questo territorio fragilissimo, forse sarebbe meglio. Ma noi parleremo anche di fragilità delle persone. Non è possibile uscire di casa e trovi l'imbecille che ha deciso di farsi le proprie regole, chi se ne frega del rispetto del prossimo, e questa persona purtroppo che incontra poi non torna più a casa. Ne parleremo questa mattina con Susanna Maggioni, perché? Perché è presidente FIAB Treviso, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette. Niente nasce a caso, avete sentito con chi parleremo questa mattina. E abbiamo anche in presenza Silvana Fanelli, segretaria CGIL Veneto. Segretario o segretaria? Segretaria. Avrei giurato, ma gliel'ho chiesto, sapete che io chiedo sempre, sindaco, sindaca, no, sindaca, sempre chiedere. Grazie segretario di essere qui anche lei, perché parliamo di temi molto importanti, che è il lavoro, che sono stipendi, pensione, queste ragazze che non trovano lavoro dopo i 50 anni, si sentono emarginate. Non so se la regia riuscirà a trovare l'intervista di Paola, volevo fargliela vedere proprio alla segretaria Fanelli, perché è un'intervista molto toccante. Una intervista che ti fa pensare cosa stanno dicendo, ma è vero che non si trovano le persone per lavorare? Vediamo se il nostro bravo Andrea Basso riesce a trovarlo. Allora, iniziamo proprio con Susanna Maggioni. Questi incidenti non finiscono mai, perché ha bevuto, perché non l'ho visto, ecco, diversi scappano, poi magari qualcuno si pente e torna indietro perché sa che non si scherza, quando c'è una persona a terra non sai se è morta o cosa gli hai fatto, però manca il rispetto del prossimo. Noi tutte le mattine, Maggioni, io specialmente dico che prima di uscire bisogna veramente capire il rispetto della persona, non solo di te stesso, anche degli altri che incontri. Ma ho visto anche questa mattina, guardate, una cosa incredibile. E perché faccio tardi al lavoro, perché non mi accorgo che devo andare a 50 all'ora, ma perché siamo così incivili? E sì che le campagne di promozione per la sicurezza stradale sono state fatte? Prego. Non so darle una risposta, Mirella, sul perché siamo così incivili. Certamente in Italia è una cosa che salta subito all'occhio, insomma. Io per esempio, che mi piace molto andare in bicicletta, come penso sia ovvio, e spesso sconfino nella vicina Slovenia. E lì subito noti la differenza di come gli automobilisti si comportano sulla strada e verso i ciclisti. Se non c'è visibilità sufficiente non ti superano finché non sono sicuri che non ci sia la possibilità di stringerti troppo a destra, ti lasciano assolutamente, anche addirittura per superarti vanno sulla corsia opposta, neanche il 1,5 metri. Quindi è una cosa veramente incomprensibile, come mai che in Italia, anzi, guai, a me purtroppo è successo, guai a fare delle affermazioni sui social o dei commenti riguardo per esempio alla battaglia che c'è stata contro gli autovelox, anche questa è incomprensibile, cioè vieni subissato di una serie incredibile di insulti, di violenze verbali, minacce, e non si capisce perché c'è anche questo odio verso i ciclisti. Allora ricordiamo che la parola ciclisti in realtà cosa vuol dire? Vuol dire persone in bicicletta. Ci sono moltissimi tipi di persone che si spostano in bicicletta, non si può generalizzare. Ci sono chiaramente le tutine che vanno in bici da strada la domenica, quelle di solito sono quelle che scatenano la maggior quantità di commenti
effetti negativi perché ecco stanno in mezzo alla strada eccetera eccetera. Ci sono le persone che vanno al lavoro in bicicletta, ci sono i cicloturisti come la sottoscritta che va lentamente con una bici un pochino più pesante di una bici da strada, però comunque va, e quindi ci sono moltissime categorie di persone, ma siamo tutti persone, siamo fratelli, sorelle, madri, padri, figli di qualcuno, quindi non capisco appunto perché non c'è il rispetto che va dato a tutte le persone, insomma. Allora, mi dicono che è arrivata anche l'avvocato Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, collegata con noi da Verona. Grazie veramente avvocata. Grazie mille per l'invito. Avvocata o avvocato? Avvocato va benissimo. Però prima di vedere, poi vedremo anche le immagini dei ciclisti, di queste tragedie che sono successe purtroppo anche questa settimana, anche la scorsa perché oggi è lunedì, però non finiamo mai di dire e di fare sicurezza con la prevenzione anche questa mattina. Però adesso io vorrei andare a vedere l'intervista di Paola, sia per Silvana Fanelli che per l'avvocata Anna Maria Bigon. È un'intervista che mi ha toccato molto profondamente, sto cercando di capire cosa sta succedendo, andiamo a sentire Paola cosa dice. Paola che mi ha detto non è possibile continuare a sentire che non troviamo lavoro perché non abbiamo voglia di far niente, noi troviamo lavori ma non ci pagano, facciamo stage ma non ci pagano a volte, non risolviamo i problemi, non abbiamo più 18 anni e quando lavoriamo, almeno quando troviamo questi lavori, sono lavori anche umili, dovrebbero essere pagati. Allora cosa vuoi dire Paola questa mattina? Com'è la situazione? Tu hai mandato curricula, stai cercando lavoro, tu sei anche aiuto cuoca, spieghiamo, visto che dicono non si trovano cuochi, non si trovano camerieri, non si trovano... Qual è la verità, la tua verità Paola? Prego. No, la mia verità, io in subito.it ho postato parecchie volte che cerco lavoro, sono stata badante, golf, aiuto cuoca e tutto quello che è. Loro ti chiamano, mi manda, si chiama Veneto Lavoro, adesso il CV, quello nuovo. Quando mi manda il curriculum poi la chiameremo, sì, ti chiamano, allora una volta facciamo una prova di lavoro, sì, 3 ore e mezza non retribuita, neanche un centesimo. La chiameremo il 19 di luglio, dopodiché finisce là tutto quanto. E poi stessa cosa, cameriere ai piani scrivono, cameriere ai piani vuol dire faccio la cameriera, arrivi, cosa ti dicono? 7 euro all'ora se ci arrivano e ti portano a pulire camere. Poi dicono che dopo i 50, perché dopo i 50 non si può più lavorare? Per quale motivo? Io ho sempre lavorato, ma sono disponibile a fare qualsiasi lavoro umile, Mirella, come hai detto tu, assolutamente, però sembra che noi dopo i 50 siamo incompetenti, non riusciamo a muoverci e dopo il bello della storia è che tengono ragazzini e ragazzi che stanno una settimana, 15 giorni e dopo li rivedi sempre che postano sempre la stessa cosa, chiedono sempre la stessa cosa e non trovano mai nessuno. Perché? Perché un ragazzino non va a fare il cuoco, aiuto cuoco 7 ore al giorno. Assolutamente, io l'ho fatto per parecchio tempo e dopo rimane la storia quella che non ti fanno il contratto, ti tengono in nero, non ti fanno fare l'HCCP, cioè ci sono tante cose che nell'ambito lavorativo non vanno bene, non sono seguite. Senti Paolo, tu mi hai raccontato anche questa storia della pulizia delle camere con degli orari incredibili. Cosa vuol dire pulire una camera? Ascoltate bene, con questi materassi che mi hai detto giganti. Assolutamente. Spiega. Allora, questo succede senza far nome naturalmente. Okay. Allora, io mando il curriculum, vengo chiamata dall'agenzia interinale. L'agenzia interinale mi dice che cameriere ai piani. Io avendo fatto la cameriera, vado a fare la cameriera giustamente, no? Arrivo, mi fanno un contratto di prova dal 24 al 30 di novembre, una prova dura 15 giorni, una settimana. Bene, mi danno sto grembiulino, io tranquilla, mi portano su al primo piano, questa è la sua collega di lavoro, bene, cosa facciamo? Puliamo le camere. Cioè, ma pulire le camere dentro a un posto così vuol dire entrare, avere un carrello peggio di quello che si lavora in ospedale,
Il materasso, non esagero, è così. Tu quando cominci a spogliare tutto sto benedetto letto, dopo hanno il copripiumino che devi inserire, lo devi lucidare, cioè tu non puoi fare 20 camere, io arrivo a 9 meno un quarto, 8 e mezza, 10-20, pausa caffè e vado via quando ho finito di pulire tutte le camere. Non esistono queste cose, cioè poi quando tu metti l'annuncio devi dirmi che si tratta di far pulizia, io ti dico no, sinceramente non ci vengo, e infatti in questo posto non hanno personale, sono in 4 perché non ci va nessuno. Poi mi dici 7 euro all'ora, 7 euro l'ora, neanche lordi, poi diciamo che è proprio una miseria per una persona che deve vivere, o no, sbaglio? Sbaglio? Allora sentiamo prima Silvana Fanelli, poi sentiremo anche l'avvocato Anna Maria Bigon, cosa sta succedendo anche in Regione, ecco, perché vogliamo anche capire una cosa importante, sono donne oltretutto con problemi anche grandi e non riescono a sopravvivere. Prego Fanelli. Non sbaglia la Paola, insomma, che avete intervistato, perché purtroppo i casi come questi ne incrociamo veramente, veramente tanti. Serve un piano, intanto serve un'assunzione di responsabilità da parte dei datori di lavoro nell'applicazione dei contratti nazionali firmati che esistono. L'altro giorno c'è stato proprio lo sciopero degli addetti ai grandi alberghi che non vedono rinnovato il contratto da 6 anni. Non penso che i grandi alberghi del lusso non facciano reddito per poter rinnovare i contratti ai propri dipendenti, perché non rispettano gli orari di lavoro, perché tutto è orientato al profitto. Un po' si lega a quello che dicevamo prima anche sul tema degli incidenti in bicicletta. Non c'è il rispetto della persona. Il rispetto della persona è al centro di tutto, anche nel mondo del lavoro. Le persone non è vero che non hanno voglia di fare, non hanno voglia di essere sfruttate, non hanno voglia di non veder riconosciuti i propri diritti minimi, una paga giusta, il rispetto dell'orario, aver diritto al riposo, alle ferie, alla malattia. Questo è quello che chiedono le persone, e i giovani più, come dire, degli altri, e forse anche per questo che vanno via, no? Dell'altro giorno, di ieri, l'analisi di Fondazione Nord-Est che dice che il Veneto è la seconda regione per giovani che emigrano verso altri siti, perché bisogna prendere coscienza che le persone vanno rispettate in tutti i loro aspetti della vita, a partire dal lavoro, perché senza lavoro non si vive, ma il lavoro deve essere giusto, dignitoso e correttamente retribuito. Sentiamo anche l'avvocato Bigon, l'avvocata Bigon, oltretutto è anche consigliere regionale del Partito Democratico, come commenta e com'è possibile che sia così difficile arrivare in regione e far capire che c'è qualcosa che non quadra tra offerta e domanda e soprattutto il rispetto del lavoro che deve essere pagato. Prego avvocata Bigon. Grazie mille. Allora, alcune competenze sono di fatto nazionali, però noi abbiamo sempre fatto osservare alla Regione che siamo l'ultima nazione per quanto riguarda i pagamenti delle retribuzioni, basta vedere in Europa, insomma. Allora, una media in Veneto di 1.300-1.400 euro per le 8 ore, ma una media vuol dire tra stipendi più bassi, che sono tantissimi, e stipendi leggermente più alti. È impossibile avere una qualità di vita, soprattutto perché di fatto sono fermi da anni, ma non solo. I giovani, si diceva prima, emigrano tanto. Noi abbiamo una media di laureati che se ne vanno via che è altissima. Laureati intendo che dopo aver investito tantissimi soldi in università, perché abbiamo delle università di eccellenza anche e soprattutto in Veneto, questi ragazzi vanno via per stipendi molto più alti. Vediamo la sanità ha una media di 6, 7, 8 ore al giorno in base alle turnazioni che ha, prende 1.000, 1.200, 1.300 euro. È impossibile, un infermiere laureato altrettanto. Quindi il depotenziamento della sanità deriva anche dalla mancanza di personale, ma non solo in termini numerici, ma
ma anche perché se ne vanno o danno le dimissioni per altri posti. Diceva giustamente la signora Paola della difficoltà, 7 euro purtroppo insomma non sono tra i più bassi, ci sono anche paghe orarie più basse di quelle. Guardiamo le zone turistiche. Allora, tante volte sono scoperte, vediamo che loro cercano appunto aiuto cuoco, camere, eccetera. Non trovano perché di fatto o sei del luogo e quindi non hai magari il trasporto da fare, allora qualche ragazzo, studente, riesce quantomeno ad accettare il lavoro, ma se uno si deve trasferire o magari alloggiare e se chi ospita l'hotel non ha l'alloggio, diventa impossibile lavorare presso situazioni turistiche che offrono lavori a così basso costo e prezzo, cioè è impossibile assolutamente. Ma mi scusi Bigon, io però vorrei capire, ne abbiamo parlato anche sabato con un economista di questa fuga dei giovani, perciò ne abbiamo parlato ampiamente, e il motivo. Io vorrei capire cos'è sto ufficio del lavoro in regione. Cioè prima c'eri in provincia, almeno sapevi, andavi là, e proprio non si capisce, non rispondono alle mail, non arrivi in regione di sicuro, ma allora uno cosa fa? Cioè anche qua l'opposizione, visto il momento tragico che stiamo passando, dovrei veramente alzare le barricate, perché queste ragazze, queste donne, questi uomini che hanno famiglia e che devono vivere non possono aspettare che qualcuno si accorga che c'è qualche anello che manca nella catena per far funzionare domanda e risposta e offerta. Cioè non è possibile che questa agenzia interinale non dia risposte e abbiamo così domande che chiedono di lavorare, perché io ho chiesto se per cortesia mi fanno vedere i curriculum che hanno. C'è la privacy, bene, allora fammi vedere senza il nome le persone che hanno scritto. Allora Bigon, devo correre, lei lo sa perché l'ora è terribile, ho anche il centralino poi che già stanno aspettando, però io voglio capire e chiedo a Fanelli, ma questi 7 euro, 6 euro sono dei contratti, loro sono a posto. Cioè chi è che ha firmato? Perché noi siamo in regola, questo prevede il contratto. Ma chi è che ha dato? Cioè il sindacato in questo, secondo... Perché non... Guardi, veramente io sono in stato confusionale. Siccome io mi occupo dei deboli, ci tengo tantissimo, io vorrei capire chi ha firmato queste cose. Ma come si fa a dare 7 euro, 6 euro, 5 euro lordi a una persona che lavora? Cioè qui in Italia paghiamo quelli che non fanno niente, ma i puttanieri, come ho detto l'altro giorno, perché uso anche questa parola, perché sono stanca, e amanti magari anche coi nostri soldi, e non paghiamo la gente che lavora veramente in Italia, che suda, che fa sacrifici, che tira la carretta anche per questi qua. Prego Fanelli. Allora intanto i contratti depositati sono oltre 900 al CNEL e solo 300 sono siglati da CGIL e CISL e UIL, e quindi capisce che c'è, come dire, una possibilità di dumping contrattuale altissima, perché negli anni quando un contratto non andava bene spesso si creava l'associazione datoriale o anche qualche sigla sindacale per firmare il contratto preferito. E quindi è complicato in una giungla di questo tipo dire sono in regola. Sì, sei in regola, ma con quale contratto? Nel rispetto di cosa? Per questo ad esempio noi chiediamo una legge sulla rappresentanza, perché solo misurando il peso degli organismi, le associazioni sindacali per prime, ma poi anche le associazioni datoriali, tu sai cosa rappresenti e puoi firmare e siglare un contratto in base alla tua rappresentanza. Se io firmo un contratto a 7 euro ma viene registrato al CNEL, sto rispettando un contratto, non quelli fatti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Questo per noi è un grande problema. Poi ci sono stati dei contratti nei quali per motivi storici anche noi, come dire, dobbiamo a volte rimettere la barra dritta. E lo stiamo facendo anche con la richiesta del salario minimo per legge, perché non sempre la contrattazione è sufficiente. La contrattazione ci vogliono due parti che si mettono d'accordo. Noi non scriviamo le leggi come organizzazioni sindacali, e se la controparte, l'associazione datoriale, non vuole
firmare con noi, non è che possiamo... Certo che sarà duro, perché sentendo anche Landini, abbiamo sentito Landini, ma penso altri segretari di queste importanti organizzazioni che si occupano veramente di questi problemi, che sono i sindacati, non andiamo da nessuna parte. Cioè, purtroppo io ho sentito che non c'è questa unione nel voler portare avanti queste che sono le esigenze ormai indiscutibili di queste persone. So che anche Magioni voleva intervenire. Sì, grazie Mirella. Allora, io ho provato una forte, diciamo così, simpatia per questa signora Paola, prima di tutto perché anch'io a 19 anni, credo il mio primissimo lavoro, il secondo lavoro, sono stata cameriera ai piani e potrei scrivere un libro su questo tipo di esperienza. Poi perché lei giustamente ha detto una donna dopo 50 anni non viene considerata. Allora, io credo che qua in questo studio abbiamo una dimostrazione, una bella rappresentanza di quello, di quello che invece le donne dopo i 50 anni o 35 nel caso del assolutamente. segretaria, dopo i 50 quello che possiamo ancora dare, ed è un fatto biologicamente appurato. Noi siamo l'unico mammifero che oltre diciamo così, il periodo fecondo continua ad avere una figura femminile diciamo ancora forte. Questo perché? Perché chiaramente storicamente le nonne dovevano prendersi cura dei nipoti eccetera eccetera, no? Senza avere il carico di a loro volta avere ancora dei figli da portare, e quindi noi biologicamente proprio come specie siamo proprio fatte, l'essere umano femminile è fatto per poter continuare a dare un contributo molto importante alla società dopo i 50 anni. Personalmente posso dire che il periodo della menopausa per me è stato, uso questa parola un po', so che è, qualcuno potrebbe scandalizzarsi, no? Ecco, però per me è stata una grande liberazione e una grande forza ritrovata per ovvi motivi. Io ho 63 anni, faccio anche 100 km al giorno in bicicletta, mi occupo, lavoro, ho dei doveri di cura come molte persone della mia generazione, mi occupo dell'associazione, quindi questo voglio dire, purtroppo le donne dopo i 50 anni diventano invisibili, ma questo è un grande problema per la società, perché invece le donne dopo i 50 anni hanno tantissimo da dare ancora. Infatti si diventa mamme ormai a 40, a 50, perciò poi fai il salto e sto bambino dice: oh, ma chi è questa mamma qua? Non importa, anche qua sarebbe da parlarne, perché noi adesso ci togliamo anche qualche vizio, forse è tardi per fare qualcos'altro, non sarebbe male. Allora sentiamo Rinaldo, poi andiamo dall'avvocato Bigon. Veloce Rinaldo, perché hai visto quanti ospiti, un uomo naturalmente, sentiremo ciao, cosa Mirella, dice. E benvenute alle tre signore che ti dà. Molto importante, quello che serviva a parlare. Innanzitutto quanto riguarda le biciclette, quando una macchina coppa uno in bicicletta, a quello che cava le patente per tutta la vita, non perché hai possibilità di avvocati, di niente fuori. Chi in macchina non si va più, punto e basta intanto. Non mi sente bene, siamo direttori in giro, il fa quello che vuoi, sta signora ha 50 anni, ma perché in politica fin 75-80 anni, scappando 30.000 euro al mese 20, di poi lavorare? Ma dove siamo arrivati? È una signora piena di buona volontà, bisogna di lavorare, non è pronta a lavorare. Ma siamo, è una schifezza. Parliamo di te, ma che ne ho 81 anni. Innanzitutto complimenti a quella signora bionda che va in bicicletta, perché a 73 anni non gli davo. Grazie Rinaldo per il biondo, dice Maggioni. Vai. Diversamente biondo. Grazie Rinaldo, basta perché sennò non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro, ti ringrazio e voglio sentire cosa dice l'avvocata Bigon, perché è importante su questo discorso che veramente tratta della fragilità delle donne anche in questo momento. Prego Bigon. Ma allora entriamo in fragilità, non c'è dubbio, però guardate che siamo un paese che sta invecchiando, bisogna rendersi conto anche di questo. Da una parte l'immigrazione e tanti che vanno via, dall'altra parte una denatalità veramente importante che rende il Veneto all'interno della media, tra l'altro media alta, quindi tra le peggiori situazioni di crisi demografica. Quindi è vero che valgono le persone anche oltre 50, ci mancherebbe altro, non possono essere
invisibili vanno sicuramente non solo rispettate, pagate, ben retribuite e tutto quello che abbiamo detto, però bisogna prendere in mano la situazione anche dall'altro punto di vista, perché noi siamo over 65 in Veneto, quasi il 24%, e fra 20 anni è destinato ad aumentare tantissimo con una crisi di denatalità elevata. Questo significa che fra poco non parleremo più della differenza tra gli anti 50 e over 50, ma parleremo solo di qui a over 50 o 65. Quindi insomma io credo che la situazione vada a prendere in generale. Dopodiché è evidente che non si può diventare invisibile a nessuna età, a nessuna età. Noi dobbiamo prendere in carico le persone da quando nascono fino alla fine della loro vita, sia sotto l'aspetto lavorativo che anche magari del tempo libero. Parlavamo prima del discorso delle piste ciclabili, però mi viene da dire per la bicicletta, noi dobbiamo non spendere 6 milioni di euro per la pista ciclabile, fare 3 chilometri magari sul lago, pure importantissima, ma con delle insicurezze incredibili, ma magari fare chilometri di piste ciclabili lungo le strade per mettere in sicurezza gli uni e gli altri, perché io credo che il politico debba pensare anche a questo. Però, avvocata Bigon, come consigliere io le chiedo, ma Paola in questo momento ha una bolletta di 300 euro da pagare? Chi è che paga la bolletta dei 300 euro? E se non la paga, tagliano l'energia. Allora, noi non siamo un bancomat, Bigon, perché siamo veneti schiacciati dalla crisi, però io con questo famoso 5 per 1000, che siamo terzi in classifica per le donazioni, vuol dire che qualcuno ci vede e ci crede, riesco a fare questo nell'emergenza, perché cosa faccio? Mi giro dall'altra parte, gli dico Paola aspetta che la regione faccia un colloquio, perché ci sarà qualcuno che dovrà pure rispondere a sto lavoro che non arriva, a sto sfruttamento, oppure all'ufficio lavoro magari che c'è anche in provincia qualcosa, non lo so, le pari opportunità. Nessuno risponde. I servizi sociali, Bigon, loro dovrebbero prendersi carico di queste cose, non Mirella. Noi paghiamo i servizi sociali, non funzionano, Bigon. È inutile che ogni sindaco dica da me il servizio sociale funziona, sì dopo troviamo il vecchio morto in casa perché non sappiamo chi è, il volontariato non ha nome e cognome per aiutarlo. Non funzionano, dovete cambiare il modo di operare dei servizi sociali. Non è possibile che chiudano al venerdì alle 13 e fino a lunedì queste persone sono in balia di se stesse, in bocca ai dinosauri e ai lupi, visto che abbiamo anche i lupi adesso. Non è possibile, Bigon, bisogna dare risposte, non chiacchierare, bisogna agire, perché queste persone poi veramente cadono in depressione. Io ne so qualcosa perché le vedo all'Emporio Solidale ed è un disastro. Mamme giovani che non riescono veramente neanche più a guardarti negli occhi, è una disperazione, la povertà che aumenta con dei numeri incredibili, Bigon. Aspetta che sentiamo Adriana, se no va in gloria. Adriana da Crocetta, vai Adriana. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno a tutti. Intanto sai che io sono sempre controcorrente. Beh, sì, a foto. Vai! Sono sempre controcorrente, nel senso che non sono d'accordo che le persone vengano pagate 6 euro. 6 euro. 6 euro all'ora. Non mi risulta, guarda, io non sono più tanto giovane, ma io ho lavorato tanto e non sono sempre stata pagata per quello che facevo. Però ci sono delle persone che non dovrebbero neanche tenerle a lavorare perché non fanno niente. Grazie Adriana, abbiamo già capito. Allora tu sei sempre controcorrente, ma visto che abbiamo una sindacalista penso che possa rispondere a Adriana che veramente è giusto parlare, è giusto dire, ma non è perché Adriana sia fortunata che tutte siano fortunate, che sia andata sempre bene, che stia andando bene per tutte. Prego Falini. Come dicevi Mirella, come dicevi Mirella, bisogna intervenire. I centri per l'impiego ci sono in tutte le province, c'è un tema di investimento nei servizi pubblici, perché se il personale è ridotto all'osso, l'avvocata Bigon parlava del sistema sanitario, ma se noi parliamo degli enti preposti ai controlli nel lavoro, gli ispettorati, l'INPS,
gli stessi Spisal che devono occuparsi della salute e sicurezza del lavoro. C'è una carenza di organici per cui i servizi non chiudono perché non si vogliono supportare le persone, ma perché non ci sono materialmente le persone per tenere aperti quei servizi. Ma siamo sicuri che non ci siano proprio le persone? Oppure abbiamo, no, perché Fanelli, bisogna anche dirle le cose, abbiamo una burocrazia che impedisce di lavorare alle persone che cercano lavoro per motivi veramente inesistenti a volte. Ma come si fa a dire che una persona a 50 anni è vecchia, Fanelli, che non trova lavoro? Ma è perché ci vogliono delle persone, perché quelle persone non rispondono ai canoni di chi vuole assumere quelle persone. Le donne non c'è la parità di genere nell'accesso al lavoro, perché le donne che lavorano sono il 50% circa rispetto a un 75%, adesso vado un po' a memoria, ma non credo di essere molto distante, magari l'avvocato Bigon ha i dati più precisi. Per cui le donne non sono ben accette nel mondo del lavoro, perché siamo ancora in una cultura nella quale la donna è vista come un peso nel mondo del lavoro. Ferma Fanelli, i canoni di lavoro. Allora dovete vietare che mettano fuori i cartelli, cercasi commessa, calma, cercasi commessa, devi sapere 2 lingue, specialmente nelle zone turistiche. O sbaglio, avvocata Bigon? Perché sennò come fai a interloquire? E questo vale anche per i camerieri, non è? Perché io conosco, ma io ci parlo e sono tutti ragazzi, ma veramente ragazzi e ragazze bravissime, che lavorano per pagarsi gli studi. Attenzione, visto che non hanno voglia di fare niente, andate a vedere chi lavora. Chi lavora sono tutti giovani che si pagano gli studi. Allora non mi torna sta roba, perché tutti fanno quello che vogliono, mettono il cartello, poi tu entri e non rispetti i canoni perché non sai le lingue, perché ti devo pagare il vitto e alloggio. Una volta a Bigon, adesso l'ho detto anche sabato, i grandi capitani di industria che avevamo con la quinta elementare, i grandi industriali, quando facevano la fabbrica, a fianco della fabbrica costruivano le case per gli operai, vicino alla fabbrica, perché sapevano l'importanza dell'operaio. Qui abbiamo i nuovi capitani di industria che forse se si fanno qualche yacht in meno e comprano qualche palazzo in meno e costruiscono qualcosa per questo operaio che nonostante il contratto di lavoro non riesce a trovare casa, forse sarebbe una cosa utile. Perché tornando alla storia, la storia insegna. Ma come? Una volta anche al lavoro vitto e alloggio era pagato? Eh sì, tu andavi a lavorare, però avevi vitto e alloggio, perciò lo stipendio che prendevi era uno stipendio che ti permetteva poi di fare le cose che volevi fare. Cioè il sindacato qua, ma qua voglio capire Fanelli, dove è stato? Perché non mi tornano i conti Fanelli, non mi tornano. E torno al tema della contrattazione. Noi non possiamo obbligare qualcuno ad accettare le nostre condizioni, le nostre proposte di rinnovi economici, anche con senso di responsabilità nei periodi di crisi abbiamo aumentato il tema del welfare. Adesso che ci sono gli extra profitti che avevamo chiesto di essere tassati per, come dire, metterli, aumentare i fondi a disposizione della collettività per la spesa sociale piuttosto che magari gli organici, sono misure che non sono state prese in considerazione. Quando noi andiamo in trattativa con i rappresentanti datoriali è sempre un pianto greco che non ci sono i soldi per aumentare gli stipendi delle persone. Poi però dall'altra parte non riescono a trovare le persone. E bisogna cambiare il modello di sviluppo di questo paese, perché altrimenti noi quanto possiamo aumentarli? Li dobbiamo aumentare gli stipendi, ma per stare al passo con quanto costano le case che sono totalmente drogate dal sistema turistico, che è l'unico obiettivo molte volte che si pone la politica, lo dicevi tu, sulle piste ciclabili. Le piste ciclabili le facciamo per facilitare la vita ai cittadini, per metterli in sicurezza, per consentirgli di andare a lavorare, perché fanno bene all'ambiente o perché possano venire più turisti nel nostro paese e quindi facciamo il pezzo intorno al lago
e basta. Lorena da Mestre, poi andiamo dall'avvocato Bigon e poi andremo anche a parlare di incidenti stradali, perché soprattutto dei ciclisti con maggioni. Andiamo, allora Lorena, ciao. Pronto? Sì, Pronto? prego. Maria, ciao, io avevo parlato tempo fa con te, però l'argomento di stamattina è interessante. Vai, vai Lorena. Pronto? Mi sente? Allora, la regia mi dice che devi abbassare il volume della televisione, devi parlare solo al telefono, Lorena, non serve che ascolti la televisione, vai. Un attimo solo, aspetta. Sì, noi abbiamo pazienza. Mi senti adesso? Mi senti adesso? Sì, perfetto, benissimo. Ok, allora, ascolta una cosa, io, a parte che sei una donna in gamba e per fortuna ce ne sono, ecco, volevo parlare in riferimento alla trasmissione che ha seguito mia sorella la settimana scorsa per quanto riguarda sul volontariato dell'Ausen. Io qui, Venezia, Mestre per firma, sto diventando pazza per trovare delle persone, perché appunto mia sorella soffre di maculopatia, per cui non può guidare la macchina, ovviamente, e non riesco a trovare né un centro di ritrovo, nulla, non c'è niente nel veneziano. Io sto diventando pazza per trovare un qualcosa, dei servizi che siano adeguati, perché ho trovato un house, però chiaramente tutte le volte che io accompagno una cosa o l'altra all'ospedale vogliono 20 euro. Allora io mi domando, questi volontariati hanno un sovvenzionamento dal comune, dalla regione, perché ogni volta c'è sempre 20 euro. Molto chiara Lorena, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, ma sei stata chiara, poi vedo se riesco. Non è semplice, sai, quello che stai dicendo, perché veramente non ci mettono insieme, non so cosa fa volontari insieme, invece di fare le robe giuste, cosa che sia Dio fare, invece di farci conoscere anche tra di noi chi e cosa fa. Allora prima dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, sennò veramente andiamo. Allora, avvocata Bigon, come commentiamo? Ecco, ci siamo interrotti per la pubblicità, ma bisogna anche dare risposte, anche Lorena da Mestre, prego. Ma sì, allora dicevo, per quanto riguarda il sociale, parlava Lorella, se non sbaglio, di maculopatia e quindi la difficoltà a guidare. Allora, prima di tutto stanno più che altro, perché noi abbiamo sollevato parecchie perplessità come opposizione, costituendo gli ambiti. Gli ambiti ovviamente rivoluzionano tutto l'aspetto sociale, ma il problema rimane tale, nel senso che comunque c'è bisogno di investimento, ci sono bisogni di servizi. Noi possiamo fare tutte le organizzazioni e va bene, bisogna migliorarle, bisogna fare un pronto soccorso sociale, perché non solo sanitario, guardate che in ospedale vengono ricoverate tante persone che hanno più problemi sociali che non magari ospedalieri, tanto che vengono dimessi e non si sa dove viene dato tutto in carico alla famiglia, e questi sono in difficoltà perché mancano i posti nelle case di riposo per mille altri motivi che sappiamo. L'aspetto sociale deve essere comunque oggetto di investimento, altrimenti non si va da nessuna parte. Allora è vero, può essere un giovane, ma guardate che abbiamo, e lo ripeto e lo ribadisco, tantissime persone non autosufficienti che hanno bisogno di servizi. Abbiamo circa 300.000 persone in Veneto, quindi di fatto insomma c'è la famiglia che fra poco verrà a mancare anche nel numero, appunto perché c'è una crisi demografica, quindi è tutto un po' da prendere in mano. Allora, avvocata Bigon, proprio per riprendere in mano la situazione, quello che ha detto Lorena, io voglio leggere un messaggio che è arrivato da Maria Pia Cavalette, una donna di un'associazione che sta cercando, ecco, di portare avanti questa sanità partecipata, e mi scrive se ero stata invitata. Io gli rispondo no. Lei mi dice ma come? Hai risposto alla presa in carico della nostra partecipazione. Allora cosa è successo? Che io, questa sanità partecipata che potrebbe dare un contributo anche a Lorena, non posso partecipare, l'ho detto anche al consigliere Betta, anzi se lo vuole sentire mi fa anche un favore, perché non ho i numeri e sa che numeri ci sono 15 persone, siccome io ne ho 9, 8, 9 non posso partecipare. L'ho detto scusate, ma guardate la competenza o i numeri? Perché se continuiamo a guardare i numeri e non le competenze che vogliono aderire, non penso che ci sia la coda fuori di associazioni che vogliono partecipare a questi importanti tavoli.
Vigò non andiamo da nessuna parte. E Maria Pia Cavalette non è riuscita a entrare perché faceva parte del mio gruppo, perché io non ho i numeri, perché noi siamo 9 soci e con 9 soci non sei invitata. Ma si rende conto? Ma dov'è la competenza? Ma chi se ne frega del numero? Tu guarda chi presenta la domanda di partecipare. Cosa dice Fanelli? No, perché l'ho letto, è qua. A quel tavolo non sono state invitate neanche le organizzazioni sindacali e penso che abbiamo più di 15, associati. Hai capito? CGIL, CISL e UILA non sono state invitate. Sentiamo Maggioni cosa dice, poi andiamo a vedere anche i servizi. Allora, su questa cosa della sanità partecipata non posso, chiaramente non ho le competenze per intervenire, però sicuramente c'è un errato modello di sviluppo e ne paghiamo le conseguenze. C'è la questione per esempio della pedemontana. La pedemontana causa un enorme buco nelle casse della regione e chiaramente sono risorse che vengono tolte appunto alla questione sociale, alla questione della sanità. Purtroppo ne paghiamo tutte le conseguenze ed è figlia di un errato modello di sviluppo sicuramente, così come di un errato modello di sviluppo paghiamo le conseguenze quando vediamo appunto degli imprenditori che non sono più gli imprenditori illuminati di cui si parlava prima, no? Penso a Piani, penso Scarpa. Il vecchio? Sì, esatto, perché anche loro sono ormai presi in un sistema che punta a dei profitti per il bene degli azionisti, perché sono presi in un sistema che è mostruoso e purtroppo è un modello di sviluppo errato e questo c'è poco da dire, questo è un ragionamento con cui dobbiamo tutti fare i conti. Ecco. Ferma perché voglio vedere il servizio FIAB su ciclisti morti e poi andiamo a vedere anche questo servizio proprio dell'altra sera mortale su questo ciclista a Treviso. Andiamo a vedere i due servizi poi ricommentiamo. Arrivano, Guardiamo questa strada, guardiamo questa ciclabile, è una ciclabile pericolosissima. Io ho visto con i miei occhi persone con anni di esperienza di biciclette da strada cadere nel fosso. Abbiamo un cordolo strettissimo, abbiamo il fosso, abbiamo una strada che è troppo larga, troppo dritta e che, come ha detto lei giustamente, invita alla velocità. Uno spazio di frenata di 15 metri, la velocità e l'esito dell'alcol test e una strada, Viale Vittorio Veneto, pericolosa. Accanto alla carreggiata corre la strada pedonale. Marco Cararetto, come buona parte dei ciclisti, stava transitando lungo la strada che costeggia il fossato, una strada su cui FIAB torna a puntare il dito ipotizzando l'urgenza di abbassare il limite di velocità. In ambito urbano non è possibile non estendere un limite di 30 all'ora, perché a 50 km/h, come purtroppo ne abbiamo l'ennesima dimostrazione, le possibilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. È come cadere dal terzo piano di un palazzo. 30 km all'ora e più controlli e più in generale un cambio di mentalità per chi della viabilità può decidere. Di sicuro va considerata una città in modo olistico, quindi lavorando sia sul fronte delle possibili alternative e sia sul fronte della mobilità. Una persona ha il diritto di spostarsi come vuole, in sicurezza, a qualsiasi ora del giorno o della notte. Parliamoci chiaro, se una persona alla guida di un'automobile va a 50 all'ora, 60 all'ora, 70 all'ora e magari sta anche guardando il cellulare, non c'è giubbino catarifrangente che tenga. Allora, Maggioni. Sì, Mirella, purtroppo noi speravamo sinceramente di non dover più avere a che fare con questo tipo di notizie. È veramente una cosa che dire che ci rattrista è dire poco. È un ragazzo che tornava dal lavoro
che viene ucciso in questo modo insensato, tra l'altro da un coetaneo che aveva, da quello che so, dei livelli di alcol nel sangue completamente fuori norma. C'è chiaramente un problema sociale nel quale non entro, cioè del fatto di offrire delle alternative a questi ragazzi che non siano quelle di stordirsi, però appunto non voglio addentrarmi in questo. Io sto nel mio, cioè appunto che in quella strada là, come in tante altre strade della nostra città, che purtroppo, bisogna dirlo, è comunque una piccola isola felice rispetto a quello che è la media nel resto d'Italia, però purtroppo vediamo che c'è ancora moltissimo da fare e quella strada lì deve essere considerata una strada urbana, ma in realtà le macchine vanno troppo veloci, quindi lì assolutamente bisogna moderare la velocità con delle misure che facciano sì che gli automobilisti non possano correre e non possano distrarsi al cellulare. Per quanto riguarda la ciclabile, come ho detto appunto anche nel servizio dei vostri colleghi, è una ciclabile che non si capisce con che criteri sia stata fatta, tant'è vero che, come abbiamo visto anche nel servizio, quasi nessuno la usa perché è pericolosa, è scomoda. Allora, avevo detto di mettere anche il servizio che seguiva il mortale ciclista a Treviso, lo mandiamo adesso, poi commentiamo. A lungo viale Vittorio Veneto le tracce del tremendo impatto che ha strappato la vita a un ragazzo di soli 26 anni, Marco Cararetto, la giovane vittima dell'ultimo incidente stradale nella Marca. Erano le 3 di notte, Marco in sella alla sua bici stava andando verso Treviso, procedeva verso la città anche l'automobilista, anche lui 26enne, che lo ha travolto e ucciso sul colpo. In questo punto l'impatto, una lunga frenata e il corpo di Marco sbalzato verso il fossato. L'automobilista, un giovane originario della provincia di Catania, prosegue per un centinaio di metri, poi sotto shock chiama il 118. In quel momento alcuni testimoni telefonano al 112. I carabinieri arrivano sul posto per i rilievi, la dinamica ancora non è chiara. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del povero Marco Cararetto è stata restituita ai familiari soltanto nel tardo pomeriggio. I suoi organi sono stati donati. L'investitore viene sentito dai carabinieri che effettuano i primi rilievi ed esami tossicologici. Risulterà positivo l'alcol test con un valore oltre l'1,30. Il giovane dunque è indagato per omicidio stradale. La famiglia della vittima, residente a Pezzan di Carbonera, si è chiusa nel dolore. Mamma Anna Maria e Papa Franco chiedono di non essere disturbati, affidano alla vicina questa richiesta. Marco era figlio unico, aveva lavorato come benzinaio all'Ixoil di San Biagio di Callalta. Con tutta probabilità proveniva dal Galloway dove lavorava. Non è chiaro dove stesse andando ieri sera, se avesse iniziato una svolta a sinistra prima di trovarsi davanti all'auto che lo ha travolto, una Peugeot. La sua corsa è finita su questo tratto di strada alle porte del centro. Profondo dolore è stato espresso dal primo cittadino di Carbonera, Federica Ortolan, che si è detta a completa disposizione della famiglia. Dispiace perché appunto era un ragazzo giovane che probabilmente era uscito per stare in compagnia con i propri amici. Come amministrazione esprimiamo vicinanza alla famiglia, rimaniamo a loro disposizione per ogni necessità e supporto, insomma, di cui avessero bisogno in questo momento di dolore. Avvocata Bigon, ecco, come commenta, cosa si può fare per migliorare, perché come ho detto prima noi dobbiamo agire, ma io mi accorgo, parlavo anche con Fanelli, che forse il business ha superato il buonsenso, ha superato quello che dovrebbe essere l'etica, il rispetto, la sicurezza. È inutile che i sindaci parlano di sicurezza, ma bisogna anche agire, sono in tanti che si mettano d'accordo, che facciano squadra, hanno dei numeri. Prego Bigon. Sì, a parte che sentire cose del genere fa veramente tristezza e credo che il dolore sia, non credo, siamo e abbracciamo la famiglia, questi genitori, esatto. Figlio unico, un grande abbraccio a questi poveri genitori. Prego Bigon. No, non ci sono parole perché poi la vita è finita, ma al di là di questo, ecco, io credo che dobbiamo sì fare molto di più, non ci sono più parole, ormai le cose sono cambiate, il traffico è aumentato, la velocità è aumentata, il mancato rispetto delle regole è aumentato. Perché? Perché la storia non è più come 20-30 anni fa, dove anche solo il numero delle autovetture era inferiore. Ieri ho assistito a una discussione tra il sindaco di Verona e alcuni per quanto riguarda le zone 30, dove bene o male
insomma si dice in città, nelle strade, cerchiamo di limitare la velocità. Poi è vero, c'è anche il mancato rispetto, per cui torniamo sempre da capo, e questa è una questione di civiltà. Però dal punto di vista degli amministratori io credo che anche le scelte impopolari, quelle che magari costano di più, quelle che ti permettono a volte una non rielezione, vanno prese a tutela anche di quell'unica persona che possiamo salvare, vanno prese. Ma scusa Bigon, ma come si fa a mettere in giro il monopattino senza le regole? Poi si accorgono che è pericoloso, che deve correre in certe strade, in certi marciapiedi, che deve andare un minimo di velocità, che ci vuole il caschetto. Ma lei vede qualcosa di questo in giro? Io non vedo. Eppure c'è qualcosa che è la sicurezza. Allora Fanelli, inutile che parliamo se poi ognuno domani mattina fa quello che vuole, perché tanto i problemi sono altri i problemi. Prego Fanelli. Il rispetto delle regole, questo è uno dei problemi atavici del nostro paese. Come si dice, c'è il modo di dire: fatta la legge, trovato l'inganno. Ecco, noi dobbiamo scardinare questa cultura del nostro paese, che la pervade in ogni aspetto, perché sul tema della strada, perché nessuno rispetta i limiti quando ci sono, e non possiamo pensare che ci sia un vigile, un poliziotto ogni chilometro a controllarci. Quando uno va in un paese straniero e il limite di velocità si abbassa, automaticamente tutte le macchine vanno a quella velocità. Vale nel mondo del lavoro, ci sono le regole da rispettare, ci sono i contratti, ci sono le leggi, ci sono le norme, eppure neanche lì riusciamo a far rispettare, perché se no il lavoro ci si mette troppo tempo, perché se no non si fanno abbastanza profitti, perché se no non si riesce a stare al passo con le produzioni. Queste sono le scuse principali, dimenticando che ci sono dei tempi, dei ritmi di lavoro dati dalle persone che devono essere rispettate. Quello che avviene in moltissimi settori, penso, come dire, al tema che si riallaccia al tema delle biciclette, dello sfruttamento in agricoltura di questi lavoratori privati completamente di diritti, e che se noi andiamo in molte zone qua di Treviso, ma anche nella zona di Verona, vediamo in ore impossibili, di solito col buio, girare con le biciclette. Tutto nero, vedi? Esatto, con quale sicurezza? Eppure garantiscono prodotti di alta qualità, perché sono ragazzi che lavorano, lo dico sempre, per chi i profitti li fa. Meno male che l'ha detto Fanelli. Allora, prima di chiudere vorrei vedere questo lavoro, visto che parliamo di questi ragazzi, di queste persone. Andiamo a vedere lavoro nero e caporalato. Andiamo a sentire Zabeo. 4 miliardi e 600 milioni di euro. A tanto ammonta il volume d'affari del lavoro irregolare in Veneto in un anno. Fenomeno quello del lavoro nero che coinvolge nella nostra regione circa 200.000 persone, ovvero il 6,5% del totale nazionale. Il report della CGIA di Mestre mostra come la quota sia pari al 3% del valore aggiunto dell'economia in regione. Solo la Lombardia ha un'incidenza inferiore. Questo, riferiscono dal centro studi, significa che il peso del lavoro nero in Veneto è contenuto, ma non per questo bisogna sottovalutare il problema. Gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente, perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. I settori maggiormente colpiti restano quelli dell'agricoltura, delle costruzioni, il settore ricettivo e dei servizi alla persona. In Veneto sarebbero proprio colf e badanti le persone maggiormente coinvolte nel lavoro nero, così anche in tutto il centro-nord. A livello italiano, invece, i dati del centro studi indicano come il volume d'affari annuo sia riconducibile a circa 68 miliardi di euro. Un terzo del nero è ascrivibile alle regioni del sud e riguarda poco meno di 3 milioni di persone. Con meno lavoro nero possiamo comunque aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro, migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone.
stiamo cercando di curarlo. Per fortuna non era una vipera velenosa, perché se fosse stata una vipera velenosa ci sarebbe rimasto secco. Morso da un serpente ma lasciato così, senza nessuna cura, anzi minacciato se avesse lasciato il campo dove lavorava. È forse l'aspetto più crudele di una vicenda di sfruttamento e caporalato avvenuta fino all'aprile scorso in diverse aziende agricole trevigiane. Protagonisti 57 indiani arrivati in Italia con il decreto flussi, chiamati da aziende fittizie tra Caserta e Napoli, con legami in India, dove ai malcapitati era stato promesso un futuro di lavoro regolare dietro pagamento anche di 10.000 euro. Una volta atterrati però hanno trovato solo un futuro di clandestinità che li ha portati dritti nel giro del lavoro illegale e del caporalato, pubblicizzato attraverso i social come nel caso di questo pakistano. Annunciava la possibilità di lavoro, annunciava la possibilità di avere un permesso di soggiorno in maniera veloce, quindi di regolarizzarsi, di avere una casa e quindi di cominciare a far guadagnare questi poveri disgraziati. 57 quelli finiti dentro questa casa di Negrisia di Ponte di Piave, dove venivano prelevati alle 5 del mattino per essere scaricati sui campi di radicchio tra le vigne di Prosecco e dove lavoravano per 5 euro a cassone riempito fino alle 10 di sera, quando i gregari del caporale venivano a prenderli per scaricarli nuovamente davanti alla casa di Negrisia, ma anche su quest'altro casolare in mezzo alla campagna di Oderzo. Poco o niente da mangiare, niente acqua calda, niente luce, una vita quasi da bestie, scoperta quasi per caso dalla CGIL, quando alcuni di loro sono finiti a Latina ed hanno incontrato la stessa sindacalista di Satma Singh, il bracciante morto per l'amputazione di un braccio mentre lavorava in nero. Una volta avuto il contatto con loro, naturalmente parlando lei Punjabi, ci ha segnalato il caso. Sparito il caporale e i gregari, con un bottino stimato intorno ai 350.000 euro di fatture pagate dalle aziende agricole trevigiane. Dei 57 molti si sono dispersi nel territorio. Ma nelle ultime settimane siamo stati contattati da Pordenone, Firenze, da Vicenza e da altre zone d'Italia perché questi lavoratori vogliono avere un contatto con noi per poter denunciare anche a loro. Testimonianze che serviranno alla magistratura per individuare e denunciare le aziende che hanno utilizzato illegalmente questi indiani a seguito dell'esposto presentato dalla CGIL. Sindacato che chiede giustizia per questi lavoratori truffati e sfruttati in un territorio che paradossalmente ha bisogno di loro, ma regolarizzati. La Bossi-Fini non consente il rilascio di permessi di soggiorno se non stai lavorando, ma a volte si crea il cortocircuito che vediamo e servirebbe un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro. Livio da Padova, poi chiudiamo. Vai Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Ciao. Completamente d'accordo, ecco, l'ultimo servizio che abbiamo visto, parliamo sempre di sanzioni, le sanzioni dovrebbero essere molto più severe, severissime per questo, per quello che riguarda qui l'agricoltura. Per quello che riguarda gli incidenti stradali, siamo sempre al solito discorso, cominciando dall'omicidio come si chiama, dall'omicidio per incidente stradale, e qui se ne parla poco. Siamo sempre al solito discorso che per l'incidente stradale le pene sono minime, sono nulle. E poi anche per quello che riguarda per esempio l'abuso di alcol, è tutta una storia di sanzioni che non vengono. Le sanzioni servirebbero molto per limitare questi incidenti stradali. Io la penso così. Grazie. Grazie a te Livio. Sentiamo allora come conclude Anna Maria Bigon, consigliere regionale per il Partito Democratico, dopo queste telefonate, gli ospiti che abbiamo sentito. Prego, avvocata. Per quanto riguarda gli incidenti stradali, la certezza della pena insomma è stata modificata qualche anno fa, e anche soprattutto se c'è violazione anche per abuso di alcol eccetera, insomma le pene sono state abbastanza pesanti. Io credo che bisogna mettere in sicurezza le strade, soprattutto fare educazione civica, insegnare, fare anche prevenzione. Questo è fondamentale, oltre che la normativa, la certezza. Per l'altro aspetto abbiamo visto un servizio veramente pesante, vergognoso. Noi ci preoccupiamo degli immigrati
immigrati che vengono qua e guardiamo e non ci preoccupiamo di come vengono trattati, sfruttati e messi in condizioni incivili, incidenti, e poi noi pensiamo di essere un paese civile. Non lo siamo, basta vedere quelle immagini. Allora, io credo che un permesso per trovare lavoro vada assolutamente dato. È vero che abbiamo anche nostri italiani che non trovano lavoro e dobbiamo migliorare la normativa, dobbiamo pagare le persone, dobbiamo sistemare anche questo aspetto, ma anche queste persone, anche gli imprenditori ne hanno bisogno. Ma caspita, con regolare contratto, con una civiltà, con regole precise e con rispetto della persona umana. Grazie veramente all'avvocato Anna Maria Bigon, consigliere regionale Partito Democratico. Sentiamo Susanna Maggioni invece come conclude. Sì, io purtroppo devo entrare un po' nel campo della politica e dire che l'attuale riforma del codice della strada voluta dal nostro attuale Ministro dei Trasporti, di cui non voglio fare il nome, assolutamente non contrasta quelle che sono le principali cause degli scontri e della violenza stradale, e cioè la velocità e la distrazione, perché se è vero che ci sono delle modifiche al codice che vanno a guardare appunto la questione della guida sotto l'influenza di alcolici, stupefacenti, ma purtroppo non è quella la prima causa degli scontri e delle morti sulle strade, sono la velocità e la distrazione, e quindi devono esserci controlli. Non ci sono abbastanza forze di polizia sulle strade, ci devono essere gli autovelox, ci devono essere delle modifiche alla conformazione delle strade per far sì che le persone non vadano oltre i limiti, visto che i cartelli non bastano. Grazie anche a Susanna Maggioni, presidente FIAB Treviso, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette. Ne parleremo a lungo anche in questo autunno, che sarà un autunno molto difficile a mio avviso. Sentiamo come chiude invece Silvana Fanelli, segretaria CGIL Veneto. Inviterò ancora, ma veramente perché bisogna iniziare veramente a scuoterli a casa, dobbiamo scuoterli, emozionarli forse. Ecco, forse con l'emozione anche di vedere immagini forti, forse riusciamo a capire che quando usciamo dobbiamo stare attenti. È stato un caso eclatante quello di Treviso che abbiamo denunciato in quella conferenza stampa col segretario Giosuè Mattei che segue il settore, ma purtroppo non è l'unico e non sarà l'unico. Abbiamo un sistema, anzi non abbiamo un sistema di gestione degli ingressi e dell'immigrazione. Continuiamo a gestirlo come solo un fenomeno di sicurezza, facendo leva sulla paura delle persone, perché costruendo muri, lasciandoli in mare, insomma queste persone poi sentiamo, come diceva anche l'avvocata Bigon, che il sistema produttivo ne ha bisogno. Se ne ha bisogno dobbiamo però trattarli come persone, non come una merce che ci serve in un dato momento e poi la scarichiamo. Quindi va cambiata la Bossi-Fini, che ha reso come dire, chiunque arriva nel nostro paese quasi un clandestino. Bisogna cambiare il decreto flussi, perché queste persone erano tutte entrate regolarmente col decreto flussi, ma poi non hanno trovato nessuno che gli faceva un contratto di lavoro regolare. Dobbiamo magari cominciare a considerare cittadini nel nostro paese chi studia nel nostro paese, famoso Ius Schole, anche per contrastare quell'inverno demografico. Mi sembra che Forza Italia stia premendo, almeno così sembra. Noi speriamo che questa cosa si concretizzi e che non sia, diciamo, una buttata estiva, perché sarebbe, non è chiaramente l'ideale, ma è sicuramente... cos'è anche Fanelli a casa, che magari diversamente giovedì e riconoscere la cittadinanza italiana a chi ha fatto i percorsi di studi nel nostro paese, cioè chi anche è arrivato, ha fatto le medie e le superiori nel nostro paese. Noi chiediamo, lo Ius Schole prevede che gli sia riconosciuta la cittadinanza italiana, o chi è nato e ha frequentato tutte le scuole, non si capisce perché non debba essere considerato un cittadino del nostro paese. Dico l'ultima cosa,
Smettiamola di mettere in contrapposizione italiani e stranieri, perché ci sono dati ormai consolidati che i lavoratori stranieri per la maggioranza fanno quei lavori che gli italiani non vogliono più fare, non rubano il lavoro a nessuno, fanno dei lavori fondamentali come quelli nei campi, come il lavoro di cura delle persone che gli italiani non vogliono più fare, quindi non rubano nulla a nessuno. Sa cosa penso, Fanelli, ne riparleremo, che forse questi 5 euro, 7 euro dovuto proprio a questo, perché loro si accontentano e perciò chi me lo fa fare a cambiare le regole del gioco se ho questa forza lavoro che lavora a queste condizioni? Sì, perché sono ricattati anche. È chiaro che migliora la condizione da cui loro sono partiti, anche i 5 e i 7 euro, ma è anche vero che se loro sono costretti ad accettare, perché se l'unico modo che ho per avere un permesso di soggiorno è lavorare, voglio mantenerla quella possibilità di essere una persona regolare nel nostro paese, e quindi c'è sicuramente anche questo fenomeno, però questo fenomeno arricchisce, l'abbiamo sentito nel servizio, non riesco neanche a ricordarmi i miliardi di euro che cuba il lavoro irregolare. Quelle sono risorse sottratte non solo a quelle persone ma all'intera collettività per fornire quello stato sociale di cui tutti avremmo bisogno. Grazie a Silvana Fanelli, segretaria CGIL Veneto, grazie a Susanna Magioni, presidente FIAB Treviso, grazie all'avvocato Anna Maria Bigon, consigliere Regione Partito Democratico. Tanti argomenti, ne parleremo ancora, adesso andiamo in pubblicità. Grazie. Grazie Mirella. Affitto, quanto mi costi? I dati li ha snocciolati il Sole 24 Ore. Treviso è al 13° posto su 97 capoluoghi di provincia per il costo di locazione di un appartamento. Il Veneto, penultima regione in Italia per numero di alloggi popolari, dati confermati anche dal Sunia. Oltre ad esserci appunto l'impennata dei prezzi per ragioni di mercato, ci sono anche carenze proprio a livello di tipologie di appartamenti. Adesso trovare 2 camere, 3 camere non è, è molto difficile trovarli. A far schizzare in alto i canoni di locazione la riduzione della domanda, centinaia gli alloggi chiusi o impiegati nel mercato degli affitti brevi, e la misura del bonus 110 che, riqualificando le case, ha ritoccato al rialzo anche gli affitti, creando non pochi disagi agli inquilini. Alcuni inquilini hanno ricevuto le disdette perché il proprietario voleva approfittare dei vantaggi per poter ristrutturare l'appartamento, e giustamente nel momento in cui ha avuto l'appartamento fatto nuovo, in alcuni casi lo ha rimesso in affitto, però giustamente ad un prezzo molto più elevato, in alcuni casi l'ho messo direttamente in vendita. Il problema è che sono schizzati proprio anche i prezzi di quelli in cui cade l'acqua in casa. Appartamenti che con il 110 diventano investimenti, andando ad impoverire gli inquilini. Aumenti Istat, denuncia il Sunia, caricati sulle spalle degli inquilini nonostante gli stipendi medi siano rimasti quelli di sempre. Chi invece ha iniziato i lavori con il 110 e non ha potuto portarli a termine ha subito il colpo più duro. Diciamo che molte persone hanno proprio rischiato di dover finire dallo psicologo per l'ansia enorme, perché magari hanno persone che quei soldi non li avevano. E vi presento subito altri 2 graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza la dottoressa Deborah Marcon, segretario provinciale Sunia, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Grazie dottoressa Marcon di essere qui. Saluto anche da Roma Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Temi importanti questa mattina. Buongiorno anche a lei segretario, che abbiamo taccato questo lavoro che manca, persone che hanno voglia di lavorare ma dopo i 50 anni una fatica enorme, nessuno risponde, non ci sono case, anche se hai contratto di lavoro non riesco a trovare la casa, disastro totale. Io prima dicevo, lo dico anche a Marcon e anche a Capone, che una volta i grandi industriali con la quinta elementare, che hanno fatto grande il nostro paese, quando facevano la fabbrica a Franco facevano le case per gli operai, perché avevano capito l'importanza dell'operaio, questa forza lavoro. Ecco,
Ecco, non è più così. Tu lavori ma devi pagarti il vitto e alloggio, affitti impossibili nel vero senso della parola. Cosa sta succedendo? Partirei proprio da Capone, visto che vive a Roma, com'è la situazione a Roma, Capone? Perché qua siamo un po' disperati. A Roma com'è? Beh, a Roma, essendo una grande città, una grande capitale, amplifica ovviamente tutte quante le contraddizioni di un paese che ha luci e ombre, ovviamente. Per quanto riguarda le case, noi siamo anche complessivamente un paese che ha un tasso di case di proprietà altissimo, circa l'80% della popolazione ha almeno una prima casa, e questo pur con, diciamo così, col costo, con l'aggravio di tassazione che c'è proprio sull'immobile acquistato, ci risolve parzialmente il problema sociale. Per quanto riguarda, è vero, i Borboni a Caserta nel metà dell'Ottocento, per esempio alle Segherie di San Leucio, che era un impianto voluto per produrre sete di qualità, formarono i lavoratori, li mandarono in Francia a fare esperienza, li riportarono in Italia e costruirono uno dei primi esempi che abbiamo, diciamo così, funzionanti e di cui c'è ampia documentazione. Nelle Segherie di San Leucio avevano costruito la prima comunità lavoro intorno alla fabbrica, con le abitazioni per gli operai, con anche con le prime, diciamo così, strutture sociali. C'era un posto, diciamo così, per la salute pubblica, adesso definirlo un ospedale ovviamente forse è eccessivo, c'erano le scuole, quindi un sistema che non è che è nuovo. Olivetti sulla sua azienda ha creato un sistema di welfare tra gli anni 50 e gli anni 60 importantissimo e assolutamente all'avanguardia. Insomma, di esempi ne abbiamo tanti e abbiamo fatto scuola veramente in maniera importante. Rimane un problema legato soprattutto a quello che è la trasformazione degli immobili di proprietà, invece che in immobili da affittare, in immobili da utilizzare invece che per le residenze pubbliche, per le attività estive, quelli che sono i bed and breakfast, che hanno soppiantato la maggior parte degli immobili che venivano utilizzati proprio per gli affitti. C'è da dire che su Roma, così come nelle grandi città, una parte di questa attività viene comunque sostenuta dalla grande presenza di investitori istituzionali. Tutte le grandi associazioni assicurative, dall'INPS all'INAIL, alle assicurazioni delle categorie, alla cassa dei farmacisti piuttosto che a quella degli ingegneri, hanno nel tempo acquistato patrimonio immobiliare che nella maggior parte dei casi viene prima affittato e poi alienato con prezzi di favore. Quindi c'è una, diciamo così, un'esigenza, ma forse un po' meno sentita rispetto ad altre città. Grazie segretario Capone per quello che ha spiegato. Ritornando a Treviso, noi ricordiamo Appiani che aveva fatto queste case proprio per gli operai, in maniera che fossero vicino alla fabbrica e lavoro. Cosa è cambiato? Perché si fa così fatica a copiare quelle cose buone? Noi abbiamo copiato i centri commerciali in America, ma non riusciamo a copiare quello che di buono abbiamo qui nel nostro territorio. Com'è la situazione? Come commenta le parole di Capone? Prego Marcon. Beh, come primo commento in realtà io ritengo che il fatto che siamo come nazione molto tendenti all'acquisto della casa, quindi che molti avevano o hanno una casa di proprietà, è un problema più che una soluzione, o meglio più che una limitazione del problema casa, perché per esempio nel momento in cui io ho una casa di proprietà, intanto non è detto che io non abbia problema da affittare, perché se sono un professore che viene mandato dall'altro capo dell'Italia, comunque
ho difficoltà a trovare l'abitazione e dall'altra parte ne ho una di proprietà. Quindi paradossalmente ho una casa ma non riesco a reperire un immobile che mi serve per poter lavorare correttamente. Per quanto riguarda la nostra possibilità di copiare da quello che noi abbiamo già fatto, quello dipende intanto dalla mentalità imprenditoriale delle aziende. Infatti noi di recente abbiamo provato a vedere delle soluzioni abitative per delle persone nel cartiero. Le cartiere storicamente avevano grandi disponibilità immobiliari per i loro affittuari, però risulta che qua a Treviso sia stato alienato completamente tutto quanto il patrimonio immobiliare. Probabilmente si era pensato all'epoca del grande boom immobiliare e economico che il mercato potesse sostenere se stesso, quindi che non ci fosse necessità di un investimento dell'azienda per garantire vitto e alloggio ai propri proprietari, ai propri lavoratori. Quindi paradossalmente adesso che siamo in una situazione dove il mercato, come diceva anche prima il segretario dell'UGL, si rivolge verso ambienti più lucrativi come quello del turismo, rimane una carenza di alloggi per l'affitto che nessuno si sta prodigando a riempire, né a livello di scelte politiche aziendali, né però nemmeno a livello, secondo me, quello che dovrebbe essere più importante, dello Stato, perché nel momento in cui c'è una carenza di affitti, io come Stato mi devo preoccupare di incentivarli, di reperire immobili o eventualmente di costruirli o anche ristrutturare quelli che io già ho. Invece al momento, nonostante i grandi declami, noi non abbiamo un piano casa a livello di quello Fanfani, che adesso, oltre a essere l'ultimo che è stato fatto e risale agli anni 70, è stato parlato, ma non ne abbiamo nessuno in atto e sarebbe fondamentale. Allora, segretario Capone, quello che però vogliamo capire anche questa mattina, prima ho avuto Silvana Fanelli, che era segretario della CGIL del Veneto, la quale ha detto: la forza lavoro che abbiamo è fatta quasi sempre di immigrati, persone che hanno bisogno di trovare una soluzione per vivere. È inutile che ci giriamo da un'altra parte, prima o poi la bomba scoppia, perché così i numeri che abbiamo non si può andare avanti. Allora, c'è qualcuno, secondo lei, Capone, anche a Roma, visto che è là la stanza dei bottoni, che riesce a capire che questo paese è arrivato ad essere la quarta potenza mondiale grazie anche alle piccole attività, agli artigiani, ai piccoli industriali, a tanti operai che lavoravano e che avevano anche delle risposte? E dalla quarta potenza mondiale siamo in ultima perché abbiamo supportato le multinazionali invece di supportare quella che era la spina dorsale del paese e veramente investire su questo che è la piccola azienda, l'artigiano, l'operaio, la famiglia. Prego, Capone. Beh, non posso che essere d'accordo con lei nella seppur breve analisi e soprattutto nell'individuazione di alcune criticità. Noi abbiamo come Paese perso la capacità di produzione industriale perché ovviamente abbiamo consentito, prima ancora dello sfruttamento delle multinazionali, abbiamo consentito alle nostre grandi aziende nazionali di portare la propria sede legale in Olanda, la propria sede fiscale in Irlanda e la propria sede operativa ormai in Francia. Parlo della Fiat, una su tutte, insomma, no? Che era, come nel settore dell'automotive, era uno dei nostri settori trainanti. Così tantissime altre aziende hanno portato fuori dai confini nazionali la produzione perché ne trovavano di convenienza e non siamo stati capaci di arginare questo fenomeno con interventi di natura anche, diciamo così, utilizzando la leva fiscale, utilizzando quelli che sono gli strumenti che lo Stato deve avere, soprattutto nella programmazione. Noi abbiamo sicuramente dei grandissimi ritardi per quello che riguarda la riforma della giustizia e la riforma della giustizia vuol dire far conoscere agli imprenditori, far avere degli imprenditori tempi certi per la risoluzione dei contenziosi, compresi i contenziosi legati al pagamento o al non pagamento dei prodotti o dei beni o dei servizi che si vendono. Quindi questo è un primo tema. L'altro tema
fondamentale è che non c'è una politica industriale e programmatica, c'è stata una scarsissima attenzione alle politiche energetiche, cioè abbiamo creato, diciamo così, il nostro è stato un grande paese produttivo, ma questo grande paese poggiava su diciamo così, su delle gambe piuttosto fragili, ecco, mettiamola così. Direi che abbiamo dei segnali in controtendenza, alcune aziende stanno ritornando a produrre in Italia, abbiamo i tassi di occupazione al massimo da sempre, da quando esistono le statistiche dell'Istat. Quest'anno abbiamo raggiunto ad agosto, quindi dati aggiornati ad agosto, il 62,2% di occupazione, l'1 in 4 in più rispetto all'anno precedente. Nel sud Italia questo dato è cresciuto rispetto all'anno precedente del 2,6%, quindi evidentemente c'è una ripresa anche nelle regioni un po' più arretrate che sono un tema. E quindi abbiamo il massimo dell'occupazione dal 2008, questo è un dato incontrovertibile. Su questo però sì, perché queste rientrano nelle contraddizioni a cui facevamo riferimento prima, si innesta anche una difficoltà a trovare lavoratori sufficienti per quelle che sono le richieste del mercato. Bene, su quello dell'agricoltura, io rispetto a quello che diceva la segretaria della CGIL regionale, soltanto un accenno, ma senza voler polemizzare o negare la verità di quello che ha detto. Il tema non è che diciamo così, non si risolve dicendo che gli italiani non vogliono più fare quel lavoro nei campi o lavori di servizio nel settore del turismo, della ristorazione, eccetera, eccetera. È che non lo vogliono fare ai prezzi e ai costi che una concorrenza piuttosto sleale di manodopera, che poi nella maggior parte dei casi è irregolare, fanno ai nostri lavori. I contratti collettivi nazionali di lavoro e la CGIL lo sa bene, coprono in Italia il 97-95% circa dei lavoratori, non sempre vengono applicati perché ovviamente sfruttare il lavoro di un immigrato probabilmente clandestino costa molto di meno. C'è da dire anche su questo che lo sfruttamento in agricoltura è un fenomeno che non nasce adesso con l'immigrazione. Nell'Ottocento era già un fenomeno assolutamente presente, legato più al latifondismo che non alle coltivazioni che abbiamo adesso, però è un fenomeno che esisteva. Oggi i caporali non sono più dei intermediari clandestini italiani, sono degli immigrati, perché il tema vero, la cosa più drammatica, è che chi sfrutta il lavoro di quelle persone che si trovano nel nostro paese in condizioni assolutamente disumane non è soltanto il titolare dell'azienda, ma sono, sia per quello che riguarda la soluzione abitativa che forniscono, sia per quello che riguarda la paga settimanale, i veri sfruttatori sono dei compaesani, sono dei conterranei dei lavoratori sfruttati. I caporali, se li vedete sopra i furgoncini che vanno la mattina verso i campi, sono della stessa loro etnia. Quindi è ancora più grave questo fatto, non è... Sì, però vede, in Italia abbiamo questo problema che sappiamo ma non vediamo, se giriamo dall'altra parte. Su questo posso dire ancora di più, perché questo, e l'ho detto anche in altre sedi, questo è, soprattutto per quello che riguarda l'agricoltura, è una filiera di responsabilità. Cioè non è che queste persone siano invisibili, Capone, il problema è che non si vuole intervenire. Capone, devo chiudere purtroppo perché la puntata sembra lunga ma anche corta. Io vorrei anche aggiungere a quello che ha detto Capone, qua mi rivolgo alla segretaria Marcon, che purtroppo in Italia abbiamo una denatalità molto alta. Abbiamo moltissimi giovani come incredibili, abbiamo sentito sabato con l'economista che sono all'estero. Il problema è che non abbiamo queste figure da lavoro, non ci sono. Ecco, ci sono quelli che non vogliono fare anche, ma proprio non ci sono i giovani, non li abbiamo più, i numeri non ci sono. Allora Marco, non sarebbe il caso che chi veramente nella stanza dei bottoni
ecco, siccome c'è un'emergenza a casa, desse un segnale, perché come ho detto prima o poi la bomba scoppia e quando scoppia non ce n'è per nessuno, perché guardate che è spaventoso i numeri che abbiamo tra richiesta e zero offerta, perché questa è la verità, non è che non c'è offerta proprio, prego. Ma io infatti credo che sia fondamentale nel momento in cui si parla di denatalità, i giovani che vanno all'estero, politiche della famiglia, pensare un attimo a, appunto, come si diceva prima, a quello che si faceva una volta, a cosa servivano le case del comune, della regione una volta. Le case popolari servivano a dare quella possibilità di crescere una famiglia alle famiglie. Serviva per le giovani coppie, per avere un affitto più basso della norma, per poter mantenere adeguatamente i figli, crescerli e poi idealmente una volta che la famiglia si è messa in sesto effettivamente, anche perché è una novità relativamente recente che non c'è progressione, anche per quello i giovani vanno via, perché nel momento in cui io so che parto con un inquadramento da 800 euro, fra 4 anni, 5 ne avrò 1100, poi ne avrò 1200 e quindi continuo a lavorare, continuo a migliorarmi, continuo ad impegnarmi e ho un riscontro, a quel punto io rimango in Italia, se no vado all'estero, ovviamente. Però così funzionava una volta, quindi io davo la possibilità come Stato alla famiglia di mettersi in sesto, di poter avere dei figli, anche se magari le condizioni erano l'equivalente dei 1000 euro che ho detto prima, e poi man mano che i figli vanno avanti, man mano che io comunque ho una condizione di affitto favorevole, aumento il mio reddito, arriva una situazione che ho fatto i figli, i miei figli crescono adeguatamente, poi arrivo anche ad avere un attimo di soldi per uscire nel libero mercato e si doveva creare il ricambio. Questa cosa non è mai accaduta, diciamo, in tutto l'arco, ma era questa l'idea iniziale delle case popolari. Che era una buona idea. Sì, ed è secondo me l'unica cosa fattibile, perché nel momento in cui io prendo una famiglia a caso e le dico perché non fai figli? Cominciamo da lì, ho un lavoro precario, quindi non so se il prossimo anno ho ancora questo lavoro per mantenere mio figlio. Non ho un'abitazione, ho un'abitazione in affitto, ma il proprietario mi vuole fare l'1+1, che tra parentesi non esiste. Come faccio? Spieghiamo cos'è l'1+1? Allora, intanto nell'ordinamento italiano esiste soltanto a livello di contratti di affitto il 3+2 e il 4+4. L'1+1 non esiste, ma molti proprietari vogliono avere il vincolo a dare l'affitto di un anno per poi vedere se l'inquilino mi va bene, glielo rinnovo di un altro anno, intanto tengo sotto controllo com'è la situazione. Però io non riesco ad avere una prospettiva di vita se il mio contratto mi dura soltanto un anno e poi non so che fine faccio. Per quello l'ordinamento ha previsto che sia un minimo di 5 anni, perché in 5 anni un minimo mi metto in sesto e poi vedo anche altre soluzioni. Molto chiara, Marcon. Allora sentiamo come commenta Capone. Capone, questo che sta dicendo Marcon però non è stato fatto, nel senso che gli ATER, molti commissariati, e non si sa come è andata a finire, perché nessuno in Italia mai dice la trasparenza è un'altra cosa in Italia, ma soprattutto poi queste case, invece di essere lasciate da queste persone che potevano entrare benissimo nel mercato libero perché avevano trovato un lavoro, avevano un reddito diverso, e invece cosa è successo? Hanno venduto gli appartamenti perché era troppo costoso ristrutturare, è sempre troppo costoso fare qualcosa di buono. E perciò noi ci ritroviamo in questi appartamenti famiglie che potrebbero benissimo essere andate nel libero mercato ed lasciare libere queste case. E adesso non si può più fare niente perché si continua poi su questo, si continua a vendere perché ristrutturare costa troppo. Il problema è che non si costruisce per la famiglia,
cioè noi sentiamo appartamenti di lusso, allora dico sempre, Capone, che all'anziana diciamo di non consumare l'acqua perché abbiamo poca acqua, di non dare da bere a fiori all'orto, poi per loro facciamo le piscine sopra l'attico e dentro l'attico i bagni sono piscine. Capisce che non può più continuare così, che noi dobbiamo dare risposta a queste famiglie, a queste persone che stanno diventando anche diversamente giovani e non hanno risposte, anziani che non riescono più a scendere dalle loro case perché hanno appartamenti senza l'ascensore, una volta c'erano i figli, spostarli è una tragedia. Ma cosa si può fare, Capone, per far capire alla politica che deve cambiare registro, che deve guardare quello che veramente serve in questo momento in Italia, ed è questo che serve, risposte diversamente giovani alle famiglie? Prego. Le risposte ne servono, ahimè, moltissime. Riguardano i contratti collettivi nazionali di lavoro, riguardano la casa, riguardano l'occupazione, riguardano il trasferimento delle persone Italia su Italia o Italia verso l'estero, riguardano una politica industriale che non ci sono, riguardano piani di infrastrutturazione che adesso col PNRR stanno iniziando, grazie al cielo, e che però sono mancati per moltissimi anni, riguardano le politiche europee che sono particolarmente vessatorie, riguardano tantissime situazioni, e tutto quanto ovviamente tutto insieme è difficile risolverlo. Per quello che però riguarda le case, la logica della casa popolare avuta in assegnazione 20 anni fa e alienata dall'ATER o dall'ente che la gestiva e che l'ha costruita ha un senso, perché non è soltanto la ristrutturazione, è la manutenzione che diventa onerosa. Normalmente anche le case di enti previdenziali che, diciamo così, rispondono a logiche di mercato arrivano a essere affittate fino a un certo limite e poi vengono messe sul mercato come cubature disponibili per chi vuole. Nella maggior parte dei casi se le ritirano, se le acquistano le persone che ci sono dentro, quelli che erano gli affittuari, hanno anche diciamo così, una politica dei prezzi di vantaggio, e c'ha senso. Il problema è perché non si fanno altre case, perché una volta che quelle sono assegnate è sufficiente prendere quelle risorse, magari aggiungerne dell'altre e fare un nuovo piano casa ogni come dire, decennale, in maniera che così si innesca un meccanismo positivo, perché poi la proprietà dà senso di stabilità. Diceva bene prima la rappresentante del Sunia che se uno ha una prospettiva medio-lunga anche residenziale è più facile che pensi come dire, a mettere su famiglia, a costruirla, a non vedere il futuro incerto. Diciamo che c'è un altro segnale che è positivo sui dati dell'occupazione che davo prima. Da ormai 2 anni c'è un'inversione di tendenza rispetto dai contratti collettivi, dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, che sono aumentati, e sono diminuiti ovviamente quelli a tempo parziale. Quindi c'è una stabilizzazione, c'è un sistema che sta tentando di migliorare alcune sue performance. Lo fa perché alcuni dati, noi siamo l'unico paese che ha un PIL, anzi per la prima volta nel quadro europeo siamo il paese che ha il PIL più alto degli altri paesi, dei concorrenti nostri diretti, Francia e Germania in particolare. Abbiamo pagato pegno negli anni precedenti, ma evidentemente qualche aggiustamento alle politiche nazionali ci sta dando un vantaggio competitivo. E tutto questo è comunque frutto di un percorso che, ben lungi dall'essere ovviamente definito, lascia sperare che qualche segnale positivo si incomincia ad intravedere. Però adesso ieri sera abbiamo sentito che Landini ha detto, proprio per quanto riguarda sindacato e politica, quella che conta, quella che è nella stanza dei bottoni, perciò si rivolgeva alla Premier, inizieranno gli scioperi perché non c'è dialogo.
Allora, Marco, lei cosa dice? Come vede questo autunno? Perché qui si parla di lavoro, sì il PIL, ma abbiamo in Italia una povertà che ha dei numeri impressionanti, che sta aumentando sempre di più. Allora c'è qualcosa, i ricchi diventano sempre più ricchi, le famiglie non ci sono più, noi abbiamo visto anche nelle zone di villeggiatura mancavano le famiglie, questi appartamenti sfitti perché non hanno più la possibilità di fare le vacanze. Allora l'economia e la grande finanza in mano a pochi a discapito di molti, e compresa la famiglia diciamo media che una volta riusciva a fare, adesso viene a prendersi la borsa della spesa perché non riesce neppure con 2 stipendi a sopravvivere. Allora come commenta Marco? Allora secondo me la questione del dialogo tra le diverse parti e dell'organizzazione diciamo a livello di pianificazione di dove decido di investire, cosa decido di fare, deve essere fatta generale, nel senso che purtroppo a me sembra che in Veneto, ma da quello che mi pare di aver capito è simile in tutta Italia, ci sia molto una focalizzazione verso quello che devo fare io. Quindi mi focalizzo sul mio problema, sulla mia azienda, sulla mia questione, sul mio paese e non riesco ad ampliare la visione e le possibilità di dialogo. Nel momento in cui io, che ho un problema da risolvere della casa, mi metto di fianco a chi ha il problema del lavoro e ci parliamo, magari vedo che se i miei inquilini avessero uno stipendio più alto o più sicuro, perché io ho alcuni impiegati dell'agricoltura con contratti sempre precari perché è la normalità in quel settore, che potrebbero tranquillamente farsi un mutuo, ma la banca non glielo dà, quindi a loro basterebbe semplicemente un cambio di inquadramento, non cambierebbe nulla al datore di lavoro, eppure quella cosa mi aiuterebbe a risolvergli il problema a casa nel momento in cui come città ci rendiamo conto che abbiamo i turisti ma non abbiamo i lavoratori. Io come tutto quanto blocco sociale, di parti sociali, datori di lavoro, istituzioni, mi metto a dialogare e capisco, ok, riusciamo ad ospitare così tanti turisti, come faccio a garantire alle mie aziende del territorio di avere abbastanza manodopera per poter servire adeguatamente questa entrata turistica? Nel momento in cui ho delle aziende che hanno bisogno di incrementare i loro lavoratori di un X numero, ma sul mercato non si riesce a reperire gli immobili, io non devo lasciare l'azienda da sola, perché magari Luxottica risolve il problema da sola, ma la piccola azienda artigianale non può risolversi il problema da sola, deve andare a cercare lei disperatamente, come è già successo, l'abbiamo visto capitare nei nostri uffici, una casa per il suo lavoratore che non vuole perdere perché ci ha investito tempo, ci ha investito lavoro, ha avuto la disdetta, non sa dove andare. L'azienda non lo vuole perdere, cerca lei l'affitto per l'inquilino e spergiura al proprietario: guarda che noi non abbiamo intenzione di licenziarlo, quindi è per te un'entrata sicura. Non si può lasciare le persone, le aziende e le città da sole. Bisogna mettersi tutti quanti insieme, dialogare e trovare una pianificazione generale, anche grazie ai soldi del PNR, quello è l'obiettivo. Però per esempio a livello nazionale i soldi del PNR per la casa non sono ancora stati assegnati, quindi stiamo comunque parlando di speranze al momento, però secondo me è l'unica soluzione per poter effettivamente mettere tutti i problemi insieme si trova la soluzione, perché io da sola non riuscirò mai a risolvere il problema della casa se non parlo anche con le istituzioni, non parlo con gli enti gestori, non parlo con i colleghi che si occupano di lavoro. Allora, non solo il lavoro che manca, ma anche le morti sul lavoro fanno impressione, abbiamo dei numeri impressionanti. Allora andiamo a vedere questo servizio, andiamo a Belluno, Fondo Welfare, morti sul lavoro, poi lo commentiamo anche con Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, generale del lavoro, pensate voi, perciò ne parleremo questa mattina. Andiamo a sentire.
Aiutare le famiglie che vivono il dramma della perdita di un proprio caro sul luogo di lavoro. Sostenere lavoratori vittime di infortuni gravi e inabilitanti. Nasce da un'idea di Will Veneto Un aiuto subito, un conto corrente solidale istituito per raccogliere fondi da destinare a un primo e tempestivo soccorso economico alle vittime della piaga insanabile delle morti bianche in provincia di Belluno. Un'iniziativa sposata e sottoscritta dalle sigle sindacali e dalle associazioni datoriali del territorio con il coordinamento del Fondo Welfare Dolomiti. Questo progetto vuole essere un progetto solidale, quindi chiediamo la solidarietà dei lavoratori, dei datori di lavoro e un po' di tutta la collettività del nostro territorio. Aiuto subito perché deve essere immediato e raggiungere subito i lavoratori e le famiglie. In Veneto quasi 5 morti bianche per milione di lavoratori impiegati nel primo quadrimestre del 2024, dato che sale a 11 per milione in provincia di Belluno, dato in leggera flessione rispetto all'anno precedente, ma che non deve far calare l'attenzione su una problematica che i sindacati ribadiscono non ricadere nella fatalità, bensì come conseguenza di errori o omissioni nella gestione degli ambienti di lavoro. Il nostro obiettivo resta raggiungere i 0 morti sul lavoro, questo bisogna dirlo, però i numeri purtroppo non ci aiutano e Belluno resta in zona rossa, avendo comunque nei primi 4 mesi del 2024 già un morto sulle spalle. Il fondo è attivo da oggi e sarà alimentato su base volontaria dai donatori sul conto corrente dedicato, riportando la causale Un aiuto subito. Il 70% sarà impiegato al supporto dei casi di decesso, il 30% per gli infortuni invalidanti, che saranno opportunamente valutati da una commissione paritetica formata da sindacati e associazioni datoriali. Le donazioni non sostituiranno in alcun modo i risarcimenti ordinari, ma fungeranno da integrazione nell'ottica della tempestività e della solidarietà tra lavoratori. Allora, dopo aver sentito questo servizio, sentiamo Capone, segretario, come commenta anche le parole di Deborah Marcon. Non è uno molto felice, sembra quello che si sta aprendo per quanto riguarda lavoro, casa, veramente morti sul lavoro, queste aziende. Cosa dice Capone? Come potremmo far ascoltare che il governo ha anche queste esigenze da dare risposte? Prego Capone. Intanto incontrando il governo quando chiama e ragionando in termini concreti su quello che si può, su quello che si deve e poi su quello che si può realizzare. Stamattina l'articolo che annunciava l'autunno caldo, che è piuttosto, come dire, che è quasi un'abitudine del segretario della CGIL, che però spesso, come dire, è presente sui tavoli, ci sono pure io, quindi ci siamo confrontati tutte le volte che il governo ha chiamato e ha sempre, come dire, fatto più azioni preventive, minacce preventive che non poi azioni concrete. In realtà io credo che l'ultima finanziaria che è stata licenziata l'anno scorso, quella che ha riguardato i provvedimenti di quest'anno, per quello che riguarda il lavoro, ha messo in fila una serie di cose assolutamente interessanti. Il taglio del cuneo fiscale, 10 miliardi, ha concesso alle famiglie, alle persone che lavorano con un reddito inferiore ai 35.000 euro di avere un importante ritorno economico, che ovviamente l'hanno trovato immediatamente in busta paga. Noi abbiamo chiesto, l'ha chiesto Landini, l'ha chiesto la CISL, la UIL, l'ha chiesto anche l'UGL, che questa misura fosse strutturale. Non c'è la copertura finanziaria per farla strutturale, ma ho tema di credere, senza poter essere smentito, che anche questa volta, fino ai redditi di 35.000 euro, il cuneo fiscale sarà con un taglio del 7%, rendendolo identico a quello dell'anno precedente. C'è stata una prima riduzione degli scaglioni IRPEF e ce ne dovrebbe essere un'altra anche quest'anno. C'è stato l'adeguamento delle pensioni fino alle pensioni 5 volte il minimo, quindi fino a 2.500 euro circa, che sono state rivalutate al 100%, le altre no, però pure qui si è innescato un meccanismo di gradualità rispetto ovviamente alle esigenze di cassa, perché ricordiamolo, l'Europa poi misura tutte le nostre iniziative e le approva o le cassa secondo dei parametri che non sono precisamente quelli sociali. C'è stato un importante sostegno alla maternità,
sono state messe sul piatto, parlo dell'anno scorso, delle risorse per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, 3 miliardi sono stati messi sulla sanità, che è la spesa massima che è stata raggiunta nella serie storica dell'Italia. Quindi io non dico che il governo è stato il miglior governo possibile, però alcuni segnali di una sensibilità sociale sono stati Segretario Capone, mi scusi se le faccio questa domanda, ma mi viene spontanea. Non è che in caso di emergenza, quella che abbiamo in questo momento, sia abitativa che lavorativa e non solo, anche sanitaria, dico io, il sindacato dovrebbe fare squadra, cioè non guardare più la provenienza, ma essere uniti, perché io so che se hai i numeri conti e sei ascoltato, basta vedere anche cosa sono riusciti a fare gli agricoltori con i trattori, ecco, come il governo ha fatto retromarcia quando ha visto il numero che si stava muovendo. Non è che il sindacato in questo momento così delicato per le famiglie, per i lavori, deve fare squadra e non guardare più l'appartenenza politica, ma quello che in quel momento bisogna fare squadra per avere risposte dal governo? Prego Capone. Allora, la squadra si fa sul buonsenso. Perché se la squadra è, come dire, mettere a osservare i fatti con, diciamo così, con lo specchietto retrovisore, proponendo soluzioni che andavano bene forse in uno stato massimalista, non certo in un'economia di mercato, si fa squadra, si ragiona tutti quanti. Quello che è successo è frutto mica della richiesta di UGL, dico no, è stato concordato che questo poteva essere una strada. La differenza, diciamo così, ogni tanto, ma lo capisco, perché poi diciamo così, ognuno deve rispondere ai suoi iscritti, alle aspettative dei propri iscritti. L'esigenza di Landini di fare i cosiddetti scioperi preventivi, se si fa lo sciopero sulla manovra oggi, quando la manovra non è stata ancora scritta dal governo e non è stata posta in discussione, è un po' bizzarro, insomma, mi consentirà che forse non è l'approccio più costruttivo. Però ho detto, il gioco delle parti può a volte diciamo così, costringere qualcuno ad avere questi atteggiamenti. Quello che è vero è che questo Paese ha delle grandi emergenze, però mai tanto lavoro come adesso, mai tanto lavoro stabile come adesso, mai tanta diminuzione dei disoccupati, mai tanta diminuzione anche dei NEET, che sono quelli che non studiano perché non cercavano lavoro. Una crescita del PIL superiore al resto d'Europa. Poi ovviamente abbiamo risolto il problema abitativo, non l'abbiamo risolto ancora e ci vorrà tutto l'impegno delle organizzazioni sindacali per risolverlo. Poi abbiamo Adriano da Campalto, scusi segretario, ma se no mi cade la linea, è giusto sentire anche a casa. Vai Adriano. Salve, buongiorno. Buongiorno. Allora, mi chiamo Rosa Adriano, sono un pensionato di 70 anni, va bene? Allora, avrei bisogno di sfogarmi, quindi sono stanco di vedere molta gente che per telefono parla, però alla fine non abbiamo nessun risultato, soprattutto qua in Italia. A me sembra che ci state trattando come delle stupide persone. Noi non siamo persone stupide, siamo persone molto intelligenti. Ma chi vi sta trattando come stupidi, Adriano? Sì, chiaro. Un po' in generale, perché vedo che appositamente il sindacato, il governo non ci sta trattando seriamente nei nostri confronti. Le dico una cosa, le sembra giusto? Io ho versato 42 anni di marchette e mi ritrovo, ok, che ho le trattenute sulla pensione. Ma stiamo scherzando? Questa è una truffa legalizzata per me, perché sinceramente io ero un sindacalista, dico la verità. Bisogna dare, quando è il momento di dare alla povera gente, stiamo qui, siamo in Europa, mi avete chiesto di entrare in Europa, siamo entrati in Europa, facciamo nome che sacrifici, però alla fine non ho niente. Io mi ritrovo che appositamente non ho più niente. Il sindacato dovrebbe tutelare, dice, ciao, mi dispiace, ma sai, Roma dice così e quello dice colà, però alla fine, ragazzi, bisogna ricordare che di dietro ci sono persone che fanno fatica a vivere. Se non avete le palle, scusa se parlo così, se non avete le palle chiamatemi. Vado io a Roma, mi metto io davanti al Parlamento a chiarire certe cose e le faccio quando che io ho lo Stato sempre da solo.
sono sempre riuscito, perché io assomiglio a quella signora che ho davanti a me, capito? Che è ora di finirla questo sindacato che colpevolizzà sempre il governo. Non avete le palle, siete stanchi, non avete più voglia di lavorare, spostatevi. Grazie Adriano, sei stato molto chiaro, devo dare risposta, se no non riescono a risponderti perché siamo già in chiusura. Allora Deborah Marcon, come sentiamo un Adriano ex sindacalista molto arrabbiato, i numeri sono quelli che si ritrovano nelle pensioni, nei stipendi, quando leggono queste accise, queste tasse, questo tutto di più, e dico, ma è giusto questo? Prego. Allora, io non so se il sindacato a cui si stava riferendo era il mio. Per quanto mi riguarda, noi non siamo stati chiamati dal governo, non siamo mai stati ascoltati ultimamente. Si è parlato dei stati generali della casa, il Sonia non è stato invitato, per quanto siamo il maggior sindacato degli inquilini italiano. Abbiamo comunque mantenuto i contatti con i sindacati proprietari, dei piccoli proprietari che erano stati contattati e comunque sono rimasti completamente insoddisfatti e inascoltati anche loro. Quindi sulla questione della casa io credo che abbiamo più di una ragione come sindacati della casa a essere abbastanza diciamo anche delusi, volendo, perché ogni volta che comincia un nuovo governo ovviamente la speranza è di riuscire a trattare per portare a casa un miglioramento dell'attuale situazione. Anche in questo caso dobbiamo dire che non siamo riusciti nemmeno in questo caso ad essere ascoltati. Prima perlomeno eravamo stati convocati, adesso neanche questo. Che mancano risposte, che ci sono difficoltà è quello che abbiamo detto fino adesso fondamentalmente, e penso sia anche il punto che voleva evidenziare Landini con il suo intervento dell'altra sera dicendo di fare scioperi preventivi. Quello che ha detto il segretario dell'UGL è relativamente vero, nel senso che dal mio punto, cioè per quelli che sono i miei inquilini, la riduzione dei livelli dell'IRPEF non ha creato miglioramenti, piuttosto ha creato peggioramenti. Per esempio il fatto che non siano strutturali le iniziative del governo si va a ricollegare a quello che dicevamo prima. Nel momento in cui io so che ho il vantaggio, il bonus soltanto quest'anno, non mi permette di guardare al futuro. Secondo me quello è il problema di questo paese e di questa regione, che noi dobbiamo cominciare a pianificare, a lavorare nel presente per il futuro, senza andare a dire sì vabbè ma nel passato è sempre stato così, vabbè ma forse. Bisogna cominciare a pensare di voler migliorare le cose, di volerle cambiare e anche di cominciare adesso, per quanto siano tempi lunghi, dei piani che possano risolvere le problematiche, perché ripeto è dal 70 che non si fa un piano casa. Le ultime case popolari costruite fondamentalmente, a parte qualcosa con i bonus europei o con il PNR, sono fondamentalmente dal piano Fanfani. Noi non abbiamo mai più pensato a dove la gente italiana deve andare a vivere. Nel contempo abbiamo permesso gli accordi pirata con le aziende, abbiamo permesso i contratti pirata, non abbiamo fatto i controlli per i lavori in nero e per mantenere in vita i lavoratori, perché gli SPISAL sono praticamente ridotti al minimo storico e come CGIL è stato richiesto da anni di aumentare gli SPISAL in Veneto, non siamo riusciti a portarla a casa, anzi si cerca di burocratizzare la figura dello SPISAL per non mandarlo a fare i controlli e a dire a quell'azienda guarda che qua i tuoi lavoratori sono in pericolo, perché anche lì nel momento in cui è soltanto il padre di famiglia che mi porta a casa lo stipendio o nel momento in cui sono fondamentali 2 stipendi per mandare avanti la famiglia, muore il marito o la moglie in fabbrica, come caspita va avanti la famiglia? Sentiamo come chiude Francesco Paolo Capone, segretario UGL. Capone, come commenta? Sono d'accordissimo sull'elenco delle cose che mancano. Per quello che riguarda la sicurezza, ancora peggio, c'è stato un blocco delle assunzioni di tutti quanti i settori ispettivi, di tutti quanti i settori pubblici. Ricordo
che di ispezioni sul lavoro se ne occupa i Carabinieri, se ne occupa la Regione, se ne occupa l'Inps, se ne occupa l'INAIL, se ne occupa lo Spresal, se ne occupa la ASL, se ne occupano una serie di soggetti, ognuno per conto suo. Dovremmo fare un'agenzia unica della sicurezza sui luoghi di lavoro, delle ispezioni sui luoghi di lavoro, in maniera da mettere a fattor comune le competenze che in 20 anni di pensionamenti di persone che erano arrivate all'età di pensione, che facevano quel mestiere degli ispettori, non sono stati rimpiazzati, e quindi abbiamo perso non solo un numero di ispettori ma anche il patrimonio. 2500 ispettori circa sono stati già rimessi a concorso, una parte di questi sono rientrati già nei grandi, sono stati già assunti, ma è di tutta evidenza che prima che raccolgano, come dire, che completino le loro esperienze, perché non è immaginabile che quel tipo di lavoro si svolga soltanto con l'istruzione universitaria, ma ha bisogno di una istruzione sul campo, e ci vorrà qualche anno. E allora è come dire, il frutto di una serie di mancanze che ci sono state e che purtroppo, come dire, probabilmente ci saranno ancora. E questa è la funzione dei sindacati, ovviamente dei sindacati degli inquilini per quello che riguarda il problema abitativo. La riforma Fanfani è stato il piano casa degli anni 70, ma non è che non si sono costruite più case, si sono continuate a costruire case popolari, ovviamente a carico dei comuni e delle regioni, però anche lì comuni e regioni devono avere le risorse necessarie. Si dovrà pure ripensare rispetto agli insediamenti industriali come e dove devono essere collocate queste abitazioni. C'è da fare anche una programmazione regionale che è importante se vogliamo incominciare, come giustamente la collega del Sunia raccontava, se vogliamo dobbiamo fare programmazione, se vogliamo immaginare. E infatti è quello che manca sempre, la programmazione. Si parla, ma alla fine la programmazione non c'è mai. Abbiamo l'ultima telefonata per questa ora con Adriana da Jesolo. Ciao cara Adriana. Buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo solo dire una cosa, che discorso di appartamenti, buongiorno Mirella. Buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo dire, per affitto di appartamenti, non dico che è colpa di comune, non dico, però ci sono appartamenti tanto vuoti che nessuno, io da un condominio dove sono 15 anni è stato affittato. Io voglio sapere chi finanzia tutti questi appartamenti vuoti se non noi. Un'altra cosa, sindacati non è che ti danno risposte quando si va da loro, non è vero, può dire tutto quello. Io sono una pensionata e voglio sapere certe cose, sono andata al sindacato di prendere appuntamento aspettando 7-8 giorni, va bene, però quando vieni là come prima non vuole ascoltarti, devi pagare le cose e basta, va bene, però di sapere cosa si paga, di cosa si viene di quello, perché quando ti viene un conto da entrata di agenzia delle entrate devi pagare, ma non sai cosa paghi, per cosa quegli soldi, un debito, ma debito di cosa? Grazie Adriana, sei stata molto chiara. Allora sentiamo Marcon come risponde e dopo anche Capone. Allora molte volte queste telefonate dicono che non hanno delle risposte sufficienti, non sono ascoltati abbastanza, forse perché non viene spiegato prima, ecco, quello che poi succederà. E questo è il grande problema, la trasparenza e l'informazione che manca sempre tantissimo. Prego Marcon. Infatti noi spesso abbiamo inquilini o assegnatari che vengono da noi perché è successo qualcosa ed è l'occasione per spiegare tutto un mondo attorno che ovviamente loro non potevano sapere e non potevano sapere neanche le conseguenze che aveva su di loro e sulla loro locazione. Qualche volta riusciamo attraverso l'informazione e la trattativa poi a risistemare sia a livello di informazioni sia a risolvere la situazione. Qualche volta
arriviamo troppo tardi e sì, riusciamo a spiegare alla persona da dove è partito il problema e dove siamo arrivati, però riuscire poi a trovare una soluzione al problema diventa impossibile, perché oltre un certo limite le nostre forze sono limitate. Di sicuro un grande compito del sindacato è e deve essere, secondo me, quello di spiegare, perché da lì parte la consapevolezza delle persone che poi può effettivamente, almeno la prossima volta, non fare più lo stesso errore ed essere assistita fin da subito. Capone, come ci saluta? Cosa vuole dire come ultimo appello che vuole fare? Che il lavoro del sindacato è soprattutto di ascolto, raccogliere le istanze, raccogliere le problematiche, raccogliere i suggerimenti e poi farne una, diciamo, elaborazione da portare, come diceva lei, nella stanza dei bottoni o comunque lì vicino, o comunque dove poi le decisioni vengono prese. È un lavoro che lo fa la CGIL, lo fa la UGL, ma lo fanno tutte le organizzazioni sindacali. Non sempre questo lavoro è semplice, perché le richieste a volte vanno, diciamo così, anche fuori dal campo delle competenze che ognuno di noi ha e può avere, però credo che proprio su questo, insomma, se l'Italia ha una tradizione sindacale così antica e così numericamente importante, è proprio perché questa capacità di ascoltare e di influenzare in qualche maniera, no? Di incidere in qualche maniera sulla realtà circostante, cioè sui governi che si succedono, l'abbiamo svolto, a volte in maniera efficace, a volte con meno fortuna, però questo è il nostro lavoro e continueremo a farlo. Credo che nessuno se ne potrà e se ne può lamentare. Anche perché io penso che tutti i sindacati abbiano gli stessi problemi e le stesse persone iscritte sono i cittadini italiani, i lavoratori italiani, i pensionati italiani, le famiglie, e perciò questo che io mi auspico, spero che il sindacato faccia sempre più squadra quando c'è un'emergenza nel territorio e devono dare risposte, specialmente il governo. Il sindacato deve essere unito, è quello che noi tutti vogliamo, perché hanno dei numeri e i numeri fanno veramente anche far pensare in maniera diversa anche certe decisioni magari prese dal governo, però l'unione fa la forza. Grazie alla dottoressa Deborah Marcon, segretario provinciale SUNIA di Treviso, Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari. Grazie tantissimo anche a Francesco Paolo Capone, collegato con noi da Roma, segretario generale UGL, Unione Generale del Lavoro. Grazie anche a lei segretario, grazie a Marcon, grazie, pubblicità. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire la neve silenziosa il giorno di Natale, il bacio sussurrato quando è primavera, il sole rosso a sera, il sole rosso a sera. Gli alberi hanno grandi orecchie, orecchie per sentire il pianto dei bambini prima del temporale, quello degli animali prima del terremoto, e quello dei soldati prima dell'assalto, e quello dei soldati prima dell'assalto. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, allora muovono il respiro alle radici ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare. Hanno grandi orecchie, orecchie per sentire il pianto delle loro foglie che vanno a cadere, il pianto delle madri che stanno a guardare dalle finestre a sera, dalle finestre a sera.
per sentire, per trattenere il tempo e poi lasciarlo andare. Di 4 mesi in 4 stanno a ricordare, per poi ricominciare, per poi ricominciare. E capiscono prima degli uomini, quando gli uomini stanno per cambiare, allora muovono il respiro alle radici ed in silenzio stanno ad aspettare che arrivi la bufera, che passi il temporale, che arrivi finalmente il tempo di cambiare. E io ringrazio veramente finalmente in presenza Erika Boschiero, cantautrice, queste parole meravigliose che parlano di quello che è il nostro ossigeno, che sono gli alberi e non solo l'ambiente. E saluto anche da Cittadella Luca Pierobon, sindaco di Cittadella, secondo mandato centrodestra Lega. Grazie anche al sindaco Pierobon. Allora, io partirei proprio, grazie, dal sindaco Pierobon. Allora, com'è la situazione? Io dall'inizio ho cercato di portare avanti i temi che veramente preoccupano i cittadini, sindaco, che sono la sicurezza, la povertà, il lavoro, ma soprattutto quello che vorremmo capire è se c'è qualcuno che ascolta i problemi reali del paese. Voi sindaci siete in prima linea perché siete quelli dove il cittadino si rivolge, perché siete quelli più vicini, quelli che veramente possono dare a volte delle risposte o non le possono dare ma almeno ascoltano. Poi c'è il buio totale. Non c'è provincia, non c'è regione, Roma non ne parliamo, anche i nostri, quando chi respira a Roma respira in maniera diversa. Allora, cosa ci dice il sindaco Pierobon? Com'è la situazione dal suo punto di vista, visto che adesso sta aprendo un autunno molto caldo? Prego. Ma diciamo che non è che sia cambiato tanto in questi mesi, anzi purtroppo gli ultimi, diciamo dal Covid in poi, con la botta inflazionistica che è arrivata, le difficoltà sono sicuramente aumentate, perché chi ha reddito fisso, quindi dipendenti o pensionati, che forse sono la categoria un po' più in difficoltà, sicuramente sono quelli che stanno soffrendo in maniera importante. Penso che non racconto niente di strano, perché se tutti voi siete abituati ad andare a fare la spesa, vi accorgete insomma di cosa costa, non le cose diciamo di capricci, no, ma cosa costa le cose che servono per vivere. Ormai è una difficoltà sempre più crescente. Purtroppo, come dici tu Mirella, i punti di riferimento sono sempre meno. E sì, esistono le amministrazioni comunali di tutti i colori, perché comunque i sindaci sono tutti sulla stessa barca, che sono comunque un punto di riferimento per i cittadini. E io ripeto sempre ai miei cittadini, ma anche ai cittadini degli altri comuni, non abbiate paura, non vergognatevi, ecco, perché noi abbiamo questa sorta di orgoglio o di vergogna che ci porta un po' a trattenerci, ecco, dal chiedere aiuto quando si ha bisogno, di fare riferimento comunque alle amministrazioni comunali. E poi la grossa fortuna del territorio veneto, ma insomma tu lo sai meglio di me, insomma sono le associazioni. Io continuo a dire che senza le associazioni non riusciremo a dare una mano a tutte quelle persone che sono in difficoltà. C'è un volontariato importante, un volontariato che però va sostenuto, perché è chiaro che le associazioni sì, hanno il capitale umano, ma poi sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto degli spazi, sotto l'aspetto di tante altre cose, o gli enti intervengono tutti, oppure le associazioni sono destinate a morire, perché è chiaro che se le associazioni stanno vicino a queste persone in difficoltà, ma si trovano loro stesse a dover gestire le difficoltà economiche e logistiche, a un certo punto ai volontari viene da chiedersi ma chi ce lo fa fare, e quindi magari mollano. Ecco. Comunque la situazione, io prevedo
non solo un autunno, ma purtroppo la situazione sta peggiorando, o arriva un aiuto, adesso parlano di aumentare le pensioni minime eccetera, ma qui c'è da fare una ristrutturazione generale di quello che sia i pensionati che i dipendenti prendono. Si parla da anni di cuneo fiscale, di ridurre questa tassazione per dare più soldi ai dipendenti eccetera, però nessuno ha mai fatto nulla. E noi siamo un popolo che di solito risparmia e questa certo è la grossa che sindaco è veramente preoccupante sentire Luca Pierobon Lega che ha il governo con Salvini che lo vedo molto preoccupato perché capisce da sindaco che bisogna dare risposte immediate a queste persone che non possono aspettare in eterno che il governo decida qualcosa per loro. Sto pensando dei diversamente anziani, il sindaco ha fatto bene a dirlo, che abbiamo i centenari ma non è che rimangano qua chissà quanto, poveretti, magari dico io trovassero l'elisir a queste persone di lunga vita che hanno sofferto tantissimo, lavorato tantissimo e le ripaghiamo con delle pensioni che non riescono a sopravvivere. Venite a vedere ai banchi solidali chi sono questi diversamente giovani che vengono, sono i nostri scrigni magici meravigliosi che mi chiedono il pacchettino di caffè. Servizi sociali, sindaco, che non funzionano, bisogna cambiare i servizi sociali, non può essere che i servizi sociali, parlo in generale non del suo naturalmente, che chiudono il venerdì alle 13 e abbiamo le famiglie in balia dei lupi mannari, visto che li abbiamo anche che girano nei nostri territori. Non può essere, dobbiamo mettere persone preparate, competenti. Servizio sociale, il primo ascolto che deve dare risposte, deve cercare di alleviare questo malessere che ha questa persona, che poi guardate che diventano aggressivi e violenti perché veramente non ce la fanno più. Allora Erika Boschiero, ecco, l'ambiente, gli alberi, questa armonia che dovrebbe esserci tra fragilità e ambiente, perché sono diventati tutti e due molto fragili. Noi dobbiamo essere fortunati ad avere il sindaco sensibile, l'amministrazione sensibile, ma poi vai a livelli più alti e non c'è più questa sensibilità e sei con le spalle al muro. Come combatto per far capire che è il nostro ossigeno, le piante, l'ambiente di quello che abbiamo bisogno? Prego Erika, e grazie per questa canzone e altre canzoni che sentiremo bellissime. Ma la sensazione mia è che bisognerebbe chiedersi perché si fanno le cose, no? E sto pensando a chi ha il governo anche appunto a livelli più alti. È lì per prestare un servizio o è lì per, vabbè, è la storia la più antica del mondo, no? Per avere consenso e potere. È chiaro che se ti interessa solo questa seconda cosa, dei fragili ti interessa poco, perché i fragili non producono profitto, no? E l'ambiente stesso ha questa caratteristica che non fa rumore se non quando accadono i grandi eventi catastrofici, no? Allora lì ci svegliamo per qualche giorno, ci ricordiamo del cambiamento climatico e poi continuiamo a pensare che dobbiamo alzare il PIL, fare andare avanti la macchina dell'economia, tutte cose assolutamente anche di cui dobbiamo preoccuparci, certo, però la sensazione è che manchi proprio una prospettiva, per cui pensi che ci sono dei popoli in Oceania che quando i loro responsabili politici si riuniscono per prendere delle decisioni, tra i vari decisori immaginano che ci sia un rappresentante della 7ª o 8ª generazione futura e lo interpellano idealmente per capire se la decisione che stanno prendendo sarà accolta benevolmente anche. Pensiamo alla 7ª generazione, i nostri politici non pensano neanche alla prima, cioè neanche ai figli, ai nipoti. Neanche a questa. Credo che occuparsi dell'ambiente e anche degli anziani sia fondamentale da un lato per non soccombere. Perché poi la Terra, in realtà non è che la Terra muore, c'è questa retorica del stiamo uccidendo il pianeta, lo stiamo devastando, ma poi la Terra fa il suo corso, non sarà la prima estinzione di massa che vedrà questa, però noi sì ci stiamo autodistruggendo se andiamo avanti così e portando dietro di noi veramente uno strascico di distruzione che non rende merito alla nostra parte più nobile, quindi speriamo lavoriamo
andiamo in un'altra direzione. Allora, io sabato ho avuto il dottor Andrea Erri, che è il direttore generale della Fenice, e ha portato un video bellissimo, lo dico anche al sindaco Piero Bon, dove insegna a questi bambini a cantare e a interpretare la Turandot. Ed è stato un momento emozionante nel vedere quanta attenzione questi bambini mettevano in questo lavoro teatrale molto impegnativo, ma molto bello, perché in quel momento loro erano i protagonisti. Essendo protagonista ce la mettevano tutta per imparare e fare la propria azione bene. Allora, sindaco, non sarebbe il caso di puntare su questi bambini che poi diventeranno anche loro magari fragili, perché può capitare a chiunque un incidente, diventeranno diversamente giovani, un futuro migliore? Perché mi sembra che non li ascoltiamo, cioè lo sport si fa dalla quinta elementare in su, prima non si può fare sport e se no devi pagare, tutto a pagamento, asili a pagamento, servizi, quelli per i bambini estivi, i centri estivi, tutti a pagamento, poi abbiamo le baby gang che magari potrebbero essere inserite nel riuscire a far capire che devono insegnare loro le regole, visto che le hanno sbagliate loro le devono insegnare naturalmente con qualche educatore, magari ad esempio dentro l'RSA, questi asili, visto che le famiglie non riescono più a pagare l'asilo perché non ce la fanno. Guardi, lei non ha idea cosa vedo io al banco solidale, eppure questo banco solidale che non è visto bene, lei lo sa benissimo, ha anche cercato di fare qualcosa proprio da chi che dovrebbe supportarlo, perché dà fastidio, perché non va bene, l'unico banco alimentare all'interno di un ente pubblico in Italia, ma non importa, si va avanti, politico passa, il banco alimentare rimane, questo lo dico io. Però si fa fatica a comprendere le fragilità. Cosa vuole dire, sindaco? Lei, io l'ho invitata perché so la sua sensibilità, so che ha cercato anche di aiutare Mirella, ma non Mirella, le fragilità. Però è difficile che la politica si preoccupi dei fragili, quelli che portano a casa 50 medaglie e ricamiamo ancora paralimpici, paralimpiadi, non so, paghiamo ancora la medaglia diversa a questa meraviglia che abbiamo. Prego, sindaco. Ma discorso non ampio di più, è chiaro che la sensibilità tra persone e persone è difficile da misurare, c'è chi è un po' più attento e chi è meno attento a determinate cose. Io immagino comunque che gli amministratori locali, soprattutto a livello comunale, insomma, l'attenzione ce l'abbiano e sia massima, anche perché noi viviamo quotidianamente in mezzo alla nostra gente, non è che noi viviamo in un mondo separato, noi ci alziamo, andiamo a lavorare, facciamo i sindaci, quindi andiamo a fare la spesa, frequentiamo i posti e quindi abbiamo ogni giorno contatto con la gente. Tu accennavi ai bambini, ma forse i nostri bambini e i nostri ragazzi sono quelli che dovrebbero insegnarci un po' di più, ecco, perché comunque hanno una sensibilità diversa rispetto agli adulti. Con l'età adulta si comincia a cambiare, no? Si comincia a vedere delle priorità diverse che forse, come si diceva prima, no? Bisognerebbe imparare a ragionare cosa vogliono, cosa desiderano le generazioni future. Io ricordo sempre quando ci si candida a sindaco, io ho sempre detto che un sindaco non deve ragionare nei 5 anni di mandato, ma neanche nei 10 anni di mandato, deve ragionare nei 15, 20, 30 anni di mandato, cioè deve impostare le cose affinché chi venga dopo ne possa trarre beneficio e migliorare. È anche chiaro però che, parlando di ambiente, noi viviamo una realtà complicata. Non si può dire che gli organi sopra di noi non abbiano fatto niente, perché la Regione Veneto ha deliberato in maniera importante sulla tutela del territorio. Esiste una programmazione, purtroppo è una programmazione che ha a che fare con il nostro territorio, cioè che tiene conto delle caratteristiche, non solo caratteristiche ambientali, ma anche le caratteristiche economiche del nostro territorio. Non possiamo far finta di essere in un mondo che non è. E diventa difficile far capire alle persone che si programma qualcosa 20 anni fa e ci vogliono 20 anni affinché questo venga fatto, e poi dopo 20 anni, perché viene realizzata una struttura, si dice ecco si sta portando via un'area verde.
ma l'area era programmata molti anni fa. Siamo in un mondo diverso da quello che era 50-60 anni fa, dove dell'ambiente non c'era considerazione. Oggi la programmazione urbanistica del territorio sono programmazioni importanti, però ripeto, siamo in uno dei territori purtroppo con più inquinamento, con maggior consumo del suolo. Abbiamo anche una conformazione geografica difficile, Alpi da una parte e Appennini dall'altra, una pianura padana molto industrializzata. È chiaro che diventa complicato. Però io non posso dire che gli organi, cioè gli enti sopra di noi non abbiano fatto nulla, tutt'altro, anzi si stanno muovendo. È chiaro che muovere oggi un qualcosa probabilmente l'effetto si ha tra 10, 15, 20, 30 anni, perché il cambiamento, diciamo, è un cambiamento che avviene in maniera lenta, il recupero degli stabili, il recupero del territorio, eccetera. Poi bisogna anche venire a patti, insomma, con qual è la realtà locale. Sindaco, però quello che mi preoccupa, e l'ho detto anche prima, è che noi abbiamo una popolazione diversamente giovane e hanno bisogno di risposte immediate. Non possono aspettare in eterno. Allora, se questa è un'emergenza, tu, sia a livello regionale che a livello nazionale, devi vedere qual è l'emergenza del tuo territorio, ed è questa l'emergenza casa, l'emergenza famiglia, l'emergenza anziano. Non abbiamo RSA e dove ci sono stati tagliati i posti letto. Noi, almeno dalle telefonate che ricevo, persone che anche a pagamento non riescono a trovare un posto nelle RSA. Non c'è un posto, ci sono delle file e delle domande che sono incredibili, sindaco. Qui bisogna dare risposte, non si può pensare di programmare chissà quando. Qui abbiamo bisogno di risposte immediate, risposte che hanno il diritto queste persone di avere. Non può essere che un anziano non sa dove rivolgersi perché non ha nessun numero di telefono, anzi poi le telefonerò in privato, le dirò cosa sto cercando di fare anche con altre realtà proprio di medici, perché non è possibile che noi siamo 7.500 associazioni di volontariato e troviamo il morto in casa perché non abbiamo il nome e cognome e non ci arriviamo in tempo, perché i servizi sociali non danno i numeri ai medici delle associazioni che potrebbero occuparsi di questo. Questa è la realtà, sindaco, e lei mi deve aiutare, perché sono i medici che mi danno ragione. Se io vado dal mio medico di famiglia nel momento che mi rimette dall'ospedale e il medico di famiglia mi dice guarda che se hai bisogno della spesa o se hai bisogno di qualcos'altro, questi sono i numeri delle associazioni che possono aiutarti. Questo manca ed è una banalità, ma lo devo fare io, sindaco, perché non lo fa nessuno. E ho avuto i medici di famiglia che mi hanno detto facciamolo assieme, Mirella, perché noi non abbiamo i numeri di queste realtà, non li conosciamo. Non può essere che il mondo del volontariato fa tutto, bisogna sapere chi fa cosa vuole fare. Invece anche là stanno calando il re con la regina e i principini. Questo sta avvenendo, sindaco, e lei può fare qualcosa. Lo sa che se mi rivolgo a lei perché c'è un motivo, perché il sociale nell'ULSS verrà tolto, non sarà più sociale, sarà solo sanitario, e qui ci sono una montagna di soldi che arriveranno dove? A chi? Non si sa niente. Erika Boschiero, dopo questo panorama, visto che si occupa di ambiente e anche salute, prego. Ma la sensazione è che ci sia, come dire, il problema, gli italiani hanno sempre dato tantissimo, no? E infatti siamo uno dei paesi con il più alto tasso di volontariato, e credo che chi detiene, insomma, il potere si sia un po' servito di questa cosa per occuparsene meno. Esatto. Adesso sicuramente siamo in un momento di difficoltà sia del volontariato, anche perché è stato reso tutto più complicato col terzo settore, no? Quindi anche chi
prova a fare qualcosa trova molta più difficoltà. In più la popolazione sta invecchiando e di solito insomma a un certo punto anche le forze diminuiscono, magari diminuisce anche anche la spinta positiva, nel senso che penso che quando uno fa fatica a arrivare a fine mese manchi anche della spinta propulsiva a fare qualcosa per gli altri, perché è affranto, perché cade in depressione, perché e quando vivi stati d'essere di questa pesantezza fai anche fatica a alzarti dal letto e fare qualcosa per gli altri, per cui è proprio una cosa che va arrotandosi sempre più verso il basso e che va interrotta, secondo me, tornando a quello che si diceva prima, cioè io che governo, sono d'accordo col sindaco, insomma, con gli enti locali hanno un altro, che siano di destra o di sinistra, però hanno comunque per forza vivono nel territorio, hanno a che fare con le persone, sono costantemente messi al muro dai loro concittadini e probabilmente sentono anche più vicino il bisogno delle persone. Quando poi si raggiunge altri livelli si perde questo contatto, si vive molto di più di tutto quei privilegi anche inevitabilmente che conosciamo, si perde il contatto con la realtà. Ecco, c'è da lavorare un po' su quel fronte lì e forse anche noi farci sentire un po' di più, perché poi c'è una passività in tutto questo dove siamo ipnotizzati davanti alla TV e non ci alziamo. Cubata regna sovrano, purtroppo. E invece insomma dobbiamo ricordarci che sono tutti dipendenti nostri, e quindi dobbiamo esigere che facciano il nostro bene. Allora, visto che abbiamo parlato di Diversamente Giovane, andiamo a vedere questo video invece che riguarda i bambini, Nata con la camicia. Andiamo proprio a Cittadella, andiamo a vedere, poi lo commentiamo col sindaco Piero Bon. Quando si dice a qualcuno che è nato con la camicia si intende che è fortunato, ed è l'auspicio che si fa alla piccola Penelope, la bimba nata all'ospedale di Cittadella proprio con la camicia. La neonata infatti è venuta alla luce con il sacco amniotico ancora integro, dunque ancora avvolta dalle membrane e immersa nel suo liquido. Si tratta di un evento piuttosto raro che interessa circa una nascita ogni 80.000 bambini. La sorpresa per i genitori della piccola, mamma Cristina Di Marostica e papà Cesare, consigliere comunale di Cittadella. Per la piccola l'augurio anche dei medici e delle ostetriche che hanno aiutato la mamma nel parto. Buona vita Penelope, che la magia e la fortuna di questo momento non siano qualcosa di effimero e passeggero, ma che possano invece durare tutta la vita. Certo che il nome la dice lunga, Penelope, povera Penelope. Speriamo, sindaco Piero Bon, ecco, cosa direbbe a Penelope? Più che da sindaco, da politico, perché lei fa parte di un partito importante che è il governo. Cosa direbbe a Penelope e ai suoi genitori, sindaco Piero Bon? Beh, innanzitutto, visto che glieli ho fatti in privato, però facciamo i complimenti a mamma e papà, poi Cesare è un consigliere di maggioranza del nostro comune e penso che l'arrivo di un figlio sia una delle cose più belle e più importanti che possa avvenire in una famiglia. E benvengano le nascite, perché tu parlavi giustamente di anziani, però se non abbiamo i nati, quindi i bambini che poi diventeranno giovani, diventeranno adulti, a sostenere la fascia d'età più elevata, sarà un problema. Ma Penelope, anch'io un bambino piccolo che ha quasi 2 anni, sta entrando in un mondo che sicuramente è un mondo diverso da quello che noi abbiamo vissuto quando eravamo bambini. Probabilmente era più facile perché c'erano strutture familiari che funzionavano, strutture sociali che funzionavano. Oggi si è un po' abbandonati a se stesso, ma è anche vero che i giovani, perché io poi ho un figlio di 18 anni, i giovani hanno delle capacità di adattamento e di risoluzione dei problemi che sono sicuramente superiori a quelle che avevamo noi. È una società sicuramente difficile e complicata, bisogna avere la testa sulle spalle, questo è certo, ma sono sicuro insomma che Penelope ha una bella famiglia che saprà insegnarle le cose fondamentali. Io quando nasce un bambino auguro sempre tanta serenità, tanta salute, perché sono le cose fondamentali. Quando c'è tranquillità sotto l'aspetto della salute, e poi tutto funziona, i problemi bene o male si riescono a risolvere. Io mi auguro che il mondo che troverà Penelope quando sarà adulta
possa essere un mondo un po' migliore, no? Perché sicuramente il mondo è progredito negli anni. Se noi pensiamo agli anni dei miei genitori, di cosa sono stati in grado di fare la generazione dei miei nonni, dei miei genitori, sono stati in grado di portarci a una realtà sociale importante, dove veramente non ci manca nulla se siamo in grado di gestire e di aiutare le persone che sono in difficoltà. Qui invece arriviamo a una generazione che probabilmente potrà trovarsi con qualche problema. Che non ci manca nulla, Sindaco, mi scusi, non sono mica tanto d'accordo su questo. Devi essere fortunato a vivere in un paese o ad avere una realtà, come dice il Sindaco, ma io non devo essere fortunata, dovrei avere quello che mi aspetta di diritto, sia se sono giovane che se sono... Sindaco, devo correre perché la puntata è volata, devo sentire anche i saluti della nostra Erika Boschiero. Come ci saluta Erika? Dopo aver sentito il Sindaco, questa Penelope nata con la camicia, ecco la prossima canzone che vorrebbe fare e scrivere la nostra Erika Boschiero proprio per riguardo ai nati con la camicia, ma non può essere sempre così. No, credo che possa essere però un'occasione per fare tutti la nostra parte, quindi mi piacerebbe lasciarci con questo messaggio, di tirarci fuori, chiederci che cosa sappiamo fare meglio, cosa ci fa stare bene e concentrarci su quello, farlo in una direzione che sia anche di valorizzazione degli altri e di supporto reciproco. Sindaco, come ci saluta? Ma io vi saluto con un messaggio sempre di fiducia. Sai Mirella che io cerco di essere sempre positivo delle cose. I problemi si possono risolvere, l'importante è avere coraggio di rivolgersi alle persone e fiducia anche nelle persone in cui ci si rivolge. E soprattutto il messaggio che io passo sempre è fondamentale è aiutarsi tutti assieme. Se qualcuno vede qualcuno che sta male, che è in difficoltà, eccetera, lo dica, perché poi altrimenti si rischia di arrivare alle situazioni che hai raccontato tu prima e che una società come la nostra non può permettersi di avere. Allora, invece di chiudere con la ricetta di Mirella questa mattina, vorrei chiudere con questa bellissima canzone di Erika Boschiero, Respira, perché noi abbiamo bisogno veramente di respirare. Perciò io vi saluto. Vi auguro veramente ogni bene, grazie per essere così in tanti che ci seguite e ascoltiamo questa canzone, poi ci sarà la sigla di Erika Boschiero, Respira, perché è quello di cui abbiamo maggiore bisogno. Grazie a Erika Boschiero, grazie al Sindaco Luca Pierobon, Respira. Di un amato e con gli uccelli tra le foglie canterò. Dammi le tue mani, fanne trama coi miei rami, lega un filo a un desiderio e adesso non pensarci più. C'è il tronco al tronco